scusa. Amici sportivi e appassionati di pallavolo, specialmente giovanile, siamo qui al Palaberta per fare e assistere a una bellissima finale tra il Casal dei Pazzi Volley Ro, Fresca campione d'Italia Under 16, e il Limoco Volley Ricci San Donà di Piave. Una finale che si ripete negli anni. Io ho avuto la fortuna di fare da commentatore già da 4-5 anni e come quasi tutti gli anni in finale ci arrivano queste due formazioni. Vi chiedo oggi la cortesia di magari giustificare qualche errore della mia telecronaca, perché è assente il telecronista Massimo Salmaso, impegnato oggi con la partita di Padova a 1 maschile contro il Perugia, e quindi io, oltre che commentatore, farò la cronaca, e a fianco a me oggi in esclusiva, diciamo, abbiamo un grande allenatore, specialmente dei settori giovanili, Daniele Rampazzo. Salve a tutti, eccomi qua, sono Daniele e per il primo anno affiancherò Fabio nel commento, diciamo più la parte tecnica di questa grandissima finale. Per il resto un in bocca al lupo alle squadre e ci sentiamo alla fine in maniera dettagliata, però andremo avanti con la telecronaca. Buon lavoro a tutti. Benissimo, allora a breve ci sarà la presentazione del Six Star, andiamo a vedere le formazioni che presenterà il Limoco. Valentino Ricci, in regia Crotta Nicole, in opposizione Enescu Raissa, un'alzatrice, un attaccante di parecchi centimetri, si parla di 1,98, quindi pensate una ragazzina del 2011 di questa altezza. Poi di posto 4 Borello Matilde e Saltarel e Brustolin Stella, e per quanto riguarda il centro Saltarel Sofia e Ballarin Greta, anzi scusate, Quero Vittoria al posto di Saltarel Sofia. Per quanto riguarda il libero, Bozza Gaia. Andiamo invece a presentare la formazione tipo di Roma, Casal dei Pazzi Ro, in regia Cattani Martina, in opposizione Ivezic Erin, pensate 2,02 m, ancora più alta. Poi abbiamo due centrali, Parisotto Giulia e Pettiti Alice, quest'ultima di 2,04 m, incredibile. E poi come posto 4 Bruno Michel e il capitano Gaie Seina Maura. Queste le formazioni. Il libero Ciargiaglini Chiara. Le formazioni sono prossime all'inizio di questa partita che si prospetta veramente molto equilibrata, come sono state tutte del resto le partite di finale disputate fino ad oggi. Questa è la 13ª edizione del trofeo Gianni e Doriana Campesan, una kermesse giusta a metà stagione che fa già capire i valori delle squadre e fa capire specialmente al settore tecnico. Ricordiamo che in questi 2 giorni è venuto a presenziare anche Mencarelli, che è il DT della Nazionale Giovanili. È vero Daniele, tu lo conosci bene Mencarelli, no? Sì, io Marco negli anni abbiamo avuto modo di lavorare, di collaborare assieme, diciamo, e i risultati parlano per sé. Comunque iniziamo con la prima battuta del Volley Ro e chiude il punto, attacco centrale, attacco dal centro del Limoco San Donà, con il numero 9 Ballarin Greta. Va al servizio Brustolin. Devo dire che io ho seguito la formazione
che vedete alla destra dei vostri teleschermi ieri, e l'ho seguita negli ottavi di finale e devo dire che mi ha impressionato molto il servizio di questa squadra, che è stato un'arma veramente molto efficace. Il servizio comunque adesso però è andato in rete, quindi serve adesso con il numero 11 Parisotto. Anche qui, sì, qui abbiamo, Fabio, un paio di errori sì, dovuti probabilmente alla grande tensione della finale. Queste ragazzine che comunque ricordiamo sempre che sono sempre molto molto giovani, anche se hanno già fatto delle partite di buon livello. Ecco qui. non c'è un'intesa qui, vero Daniele? Purtroppo. L'intesa su una veloce dietro. Cose che possono succedere, dai, inizio partita, va bene tutto. Sì, intanto però Limoco conduce per 3-1, sempre al servizio col numero 9 la Ballarin. Salto flot, buona la ricezione di Roma e poi attacco in diagonale del capitano della formazione di Roma, della formazione bianco-blu, come vedete, colore della loro divisa. Va a servire con il numero 8 la regista di Roma, Cattani. Buono il servizio, un po' di difficoltà per quanto riguarda i colori della Limoco, si continua a giocare. Cattani regia, ancora il capitano che però è stato trattenuto su attacco dal muro, ancora si continua a giocare, il muro continua a toccare i palloni e poi muro vincente del numero 15 Quero Vittoria, tra l'altro capitana della formazione della Valentino Ricci, e adesso andrà a servire con il numero 11 Enescu Raisa Andrea, giocatrice rumena che presto sarà italianizzata, diciamo, a breve. Intanto si continua a giocare, ancora una difesa da muro e questa volta Borrello è murata 2 volte, la prima è stata difesa, la seconda purtroppo ha dato il punto a Roma. Con il numero 15 va a servire il capitano di Roma. Ancora una poca intesa tra l'attaccante al centro e il palleggiatore, comunque ancora si continua a giocare un po' di fraseggio, proprio la tensione della finale un po' si fa sentire qui al Palaberta, gremito oramai in ogni posto. Ancora serve il capitano, perfetto equilibrio tra le due formazioni. Palleggio di secondo tocco della palleggiatrice Crotta Nicolla, che porta un punto di vantaggio rispetto alla squadra di Roma. Va a servire con il numero 5 Matilde Borrello. Ancora si difende come può la squadra di Sandonà e poi a segno una bella palla spinta e va a segno Bruno Michel. Ricordo che sia questa giocatrice che ha appena attaccato, Bruno Michel, che la sua compagna di reparto, Gaie capitano, Maura, Sei e Maura, avevano giocato titolari anche la finale dell'anno scorso assieme a quella che sta battendo adesso Pettiti. Queste 3 giocatrici hanno vinto anche l'anno scorso. Intanto muro vincente della Ivezic, che dall'alto dei suoi 2,04 m, Daniele, direi che a muro può essere molto efficace. Sì, diciamo che quello che si nota adesso
a parte un po' di incertezza generale nel gioco, è una sicurezza nel fondamentale del muro da parte di Casaldepazzi. A 3 punti già fatti con questo fondamentale nei primi 6, ecco la mancanza di intesa, ma ripeto, secondo me col proseguo della partita riusciremo a sistemare anche questi piccoli difettucci. Le caratteristiche le ragazze le hanno, via la tensione e si va. Sono d'accordo, anzi direi Daniele che questi sono momenti importanti, come diceva Mincarelli, perché sono momenti che difficilmente si possono allenare in allenamento. Giusto? No, non li alleni in allenamento, assolutamente, devi farli vivere con queste esperienze, con queste competizioni di altissimo livello, perché qui stiamo parlando di un torneo che sono di parte, ma forse numero 1 in Italia. Sì, diciamo che dopo il campionato italiano. Chiaro, dopo il campionato italiano abbiamo una qualità qui di squadre veramente eccelsa. Tanto prendo un attimo la parola perché belli scambi e questa volta mano fuori di Brustolin. Direi che c'è molto equilibrio ancora, le squadre ancora si stanno studiando, non hanno ancora ingranato bene entrambe la marcia. Ora al servizio va la regista della formazione del San Donà, che tra l'altro ha un buonissimo servizio, Mancino, però riceve bene Bruno, e poi dalla seconda linea Ivesic sbaglia, è uno dei pochi errori che ho visto fare da questo atleta. Ho visto fare la partita di semifinale questa mattina e ha giocato veramente bene. Comunque +1, 8-7 per Limoco, Valentino Ricci ancora al servizio, molto buono servizio su posto 5 su Bruno della palleggiatrice. Intanto un bel intervento in difesa del libero e di nuovo, come dicevi tu Daniele, di nuovo un gran muro. Sì, siamo al quarto muro, punto, e quindi dai, devono innanzitutto iniziare ad alzare il colpo le giocatrici dell'Imoco, perché la fisicità di Roma è importante e quindi se giocano per cercare direttamente il punto col muro piazzato la vedo dura, però eccole qua, vedi, appena detto, muro un po' scomposto, palla alta sulle mani del muro, mani fuori e punto fatto. Brava la Brustolin che ha disputato un buonissimo campionato di questi 2 giorni di Campesan, ha sempre giocato titolare e adesso va a servire, salto flot. Buona la ricezione di prima, la intuisce bene il libero, anche lei titolare lo scorso anno, il libero della formazione dell'Imoco. Si continua a giocare, palletta da parte di Gaie, ancora cerca di giocare sul muro questa palla bassa Bosello. Si continua a giocare, tutte palle toccate, rallentate dal muro. Bellissima la difesa di Ivesic sul lungolinea, ancora Ivesic, vediamo cosa propone Roma. E adesso una palla spinta, una bella super, giusto Daniele, la chiamiamo così. Palla tesa, muro aperto e la giocatrice Gaie entra dritto per dritto e fa il buco per terra, dai. Molto bene il palleggiatore di Roma. Parisotto al servizio col numero 11 centrale di Roma. Un po' di difficoltà adesso a ricevere e si continua a giocare, ancora all'opposto, si appoggia molto all'opposto il palleggiatore di Roma e fa anche bene l'opposto, che di origine, anzi è croata, l'opposto della formazione di Roma, e mi diceva l'allenatore che mantiene la sua nazionalità, perciò fa solo un campionato come previsto dal regolamento FIFA, va solo il campionato Under 16 a Roma. Sì, poi si allena con a livello un po' più alto, però a livello competitivo sì, può fare solo questo campionato. Ancora Bosel, mi pare che la palla sia dentro, c'è un po' di discussioni tra il primo allenatore. Sul tocco del muro, se c'era, non c'era la palla comunque è uscita fuori,
ma gli arbitri hanno visto un tocco del muro e quindi allenatore Patrick Mineo, presente anche l'anno scorso e anche vice allenatore della nazionale Under 18. Tanto punto diretto del numero 9 Ballarin, bel servizio, molto teso, ficcante, non facile a riceversi questa palla, batte giusto, vedete, dal posto 5 per essere subito in difesa poi nella sua posizione. Stavolta rischia un po' troppo e la sua palla va fuori. Al servizio con il numero 8 la palleggiatrice di Roma. Bella palla questa, lunga, difficile da difendere questa, vero Daniele? Sì, bell'attacco dell'opposto da zona 2, lungo, diagonale lunga sull'angolo del posto 1 opposto e niente da dire. Ottimo attacco e punto fatto. Va adesso proprio che ha il braccio caldo, va subito a battere. Vediamola, battuta flottante, in salto, non flottante. Eccola qua la parallela. Gli hanno lasciato parecchia parallela. Troppa parallela. Purtroppo la palla è andata a segno grazie al capitano Gaia che adesso va a servire. Sempre una efficiente attacco di seconda linea. Grande attacco da posto 1. Veramente era addirittura un posto 1 un po' corto, Daniele. Era sì, una palla. Una gamba, quella che veniva chiamata la gamba. Bell'attacco in parallela e la difesa nulla poteva. Ha una buonissima manualità nonostante l'altezza, quella giocatrice Lenescu. Però devo dire che stanno sbagliando abbastanza nel fondamentale del servizio. Cosa dici, Daniele? Sì, Conegliano forse sta rischiando un pochettino per cercare di mettere in difficoltà la ricezione di Roma, però diciamo in questo momento non sta dando frutti a livello di ricezione. Ecco, altro errore. Questa è una palla fuori. Palla fuori. Protestano un po' le giocatrici di San Donà, ma la palla mi pareva vistosamente lontana dalle mani del muro, quindi secondo me c'è poco da recriminare. In più qua non abbiamo quella tecnologia come in A1. No, siamo nei vecchi tempi noi. E quindi non si può chiedere la telecamera. Dunque intanto Roma continua a lavorare, come dicevi tu Daniele, a muro molto bene, ecco. Va a segno Roma con un'alzata, una mano il palleggiatore, primo tempo, sì. E palla a terra di Parisotto, ecco. Giulia e Bolleiro aggancia Imoco a 14 pari, quindi ancora perfetto equilibrio già solo al primo set, quindi si presuppone è una partita abbastanza lunga. Eccolo qui. Ancora qualche palletta per la paura del muro e poi Brustolina a segno, sostenuta col pugno anche dall'allenatrice Sperandio Elisa, anche lei l'anno scorso presente con la sua squadra in finale e se non sbaglio ancora tecnico della rappresentativa del Veneto, se non vado errato anche quest'anno. Altro errore in battuta di Conegliano che sta forzando un po' troppo. Sì. Mi pare che siano già 7 gli errori. Sì, perché se calcoliamo i 15 punti di Ro che sono stati dati da un grosso numero di errori in battuta di Conegliano e dal muro, fondamentalmente questi due fondamentali hanno fatto il punteggio. Servizio ficcante, rotante dell'opposto di Roma e poi a segno una palla
che non riesce a difendere né a muro né in difesa la squadra di Sperandio, che richiama un po' alla concentrazione le sue. Siamo... Sì, perché c'è stato un errore, probabilmente non si sono capiti bene con il centrale di Conegliano e praticamente nessuno ha saltato a muro, sì. O comunque molto in ritardo. Seconda linea, Pesta, e qui c'è un netto. fallo. Penso che chiami tempo, sì. Allora andiamo a sentire il tempo da parte dell'Imoco, abbiamo il microfono, quindi proviamo a sentire e poi commentare ciò che dice Sperandio. Vediamo se... Eccolo qui, proviamo a ascoltare. Noi non sentiamo quello che dice, però... Ipotizziamo cosa l'allenatrice starà dicendo. Fondamentalmente devono lavorare in questo momento su due aspetti, uno l'aspetto della battuta e poi nel cambio delle traiettorie d'attacco. Detto questo, comunque sono agganciati al set, 17-15 per Volero, quindi tutto aperto. Allora noi non abbiamo purtroppo sentito cosa diceva Sperandio, quindi abbiamo solo ipotizzato come ha fatto, come vi ha detto Daniele, quindi telepatia probabile, Daniele. Speriamo. Ecco. Mantiene il servizio, sappiamo che dopo il time out non si deve mai sbagliare, vero? Te lo dico dopo. Esatto. Molto bene, adesso dopo questo servizio, attenzione perché... Eccolo qua ed è, se non erro, il primo muro punto sì. di Conegliano. Sì. E rimangono sempre più agganciati al set. Intanto va a servire la palleggiatrice mancina dell'Imoco, Nicole Crotta. Serve molto bene, il libero fa difficoltà e quindi la palla ritorna all'Imoco che con una gran botta di prima linea del suo opposto. Sì, ottima ricezione dell'Imoco, palla che viaggiava veloce in posto 2 e l'opposto è entrato molto a una bene. velocità stratosferica, dritto per dritto, non c'era muro che teneva. Quindi grande il punto di Raissa, quindi 17 pari. Ancora continua a battere sul libero, sulla fascia 1. Troppa parallela lasciata dall'Imoco e il povero libero si è trovato un uragano davanti, non poteva far nulla. Dall'alto dei 6-2-0-2 ha attaccato bene dalla seconda linea. Ora la più piccolina, diciamo, di statura, ma molto completa come giocatrice, presente anche l'anno scorso, la banda Bruno Miscella, che va a battere in salto, però riceve bene l'Imoco, però la palla ritorna alla Roma, si continua a giocare ancora. Qui c'è stato forse questa è stata l'inesperienza dell'attaccante, perché c'è stata una palla che entrava in rete, alzata non benissimo dal palleggiatore e ha provato a sfondare il muro, ma era veramente impossibile. Avrebbe dovuto giocarci, vero? Lavorare il muro sul muro, ma non l'ha fatto, me lo farà. Una ricorso molto lunga dell'alzatore sulla S1 lì, e intanto ancora primo tempo, una buona intesa palleggiatore Ballarin e ancora vanno a segno, una bella girata, ha girato bene il muro Ballarin e quindi Brustolin va a servire in vantaggio di un punto la squadra di Roma, 19-18. Vediamo se Brustolin riuscirà a dare un punto di pareggio ai propri colori. Bella palla ai limiti del fallo, cosa dici? Ma non esiste più questo fallo. Una volta era un fallo. Una volta. Diciamo che è stata un'alzata a una mano, non bellissima, però efficace. Dai, sono riusciti a portare a casa il punto. Anzi, più 2 adesso. Più 2 per Volero. Sì. E quindi adesso abbiamo con il numero 11 il centrale della formazione di Roma che ha battuto. Ancora una palla difesa da Roma e poi a braccio molto alto, il centro non arriva a muro, si trova... molto bella l'azione
di Roma. Grandissima difesa, in fondo una cosciata avanti, il palleggiatore ha alzato una palla da giù. Andiamo a sentire Limocco, e via. andiamo a sentire ancora Limocco, vediamo se il microfono riusciamo a sentirlo, vediamo questa volta, sarebbe utile per voi spettatori. Niente da fare, Fabio. Mamma mia. Beh, Ecco. io colgo l'occasione per dare i numeri del torneo. 10 le amministrazioni comunali coinvolte nell'organizzazione, 12 gli impianti utilizzati per disputare le gare, 5 gli alberghi che hanno ospitato le delegazioni, 11 le associazioni sportive coinvolte nell'organizzazione, 24 le squadre partecipanti in tutta Italia, quasi tutte le regioni, 350 le atlete, pensa Daniele, 350, 68, questa è la 68esima gara di questo torneo, e 50 le persone tra volontari che formano lo staff, quindi direi una grande veramente kermesse importante, come dicevi tu. Adesso però ha sbagliato Daniele, ha sbagliato dopo il time out. Tiratina d'orecchie. Tiratina di orecchie. Mai dopo il time out, di solito mai dopo l'inizio del set, no? Queste sarebbero le regole d'oro. Sono le regole, però i giovani devono sbagliare e dobbiamo dare la possibilità a loro di sbagliare, se no inizieranno a tirare indietro il braccino. Questo è anche vero, hai ragionissima. Intanto comunque ancora in attacco e ancora Guie con una grande diagonale stretta che trova un po' impreparato il giocatore di posto 4 dell'Imoco, forse non si aspettava una palla così stretta, vero? Una palla così stretta, sì, sicuramente non se l'aspettava. Adesso intanto ha servito il numero, eccolo qui, ottimo attacco da posto 2. a servizio l'opposto della formazione di San Donato. Prende molto alta il servizio, gran servizio. E qua c'è danno un'invasione di palleggio da parte del giocatore, del palleggiatore del Volley-Row. È andata di là secondo te? Sì, non abbiamo. Ma guardi, noi siamo giusti sulla linea. Sì. Non ti saprei dire. Tu sei giusto, io sono un po' spostato. E io sono giusto, ma non ti saprei dire. Ci fidiamo. Ancora... Eccolo qua. Time out. Proviamo a sentire Roma. Vediamo se Roma. Proviamo a sentire Roma. Vediamo però, vediamo se riusciamo a sentire Roma. No, vedo che non sentiamo Roma. Vanno di nuovo. Allora raccontiamo due cosucce che oltre ai dati statistici di Fabio di prima dell'organizzazione, ricordiamo che erano anche degli allenatori storici presenti a questo importante torneo. Allora abbiamo avuto Andy Delgado, storico allenatore della giovanile, della nazionale giovanile, Manu Benelli, ecco che forse si sente qualcosa di Conegliano, ma ormai il time out è finito. Manu Benelli, inutile parlare di chi era, che cosa ha fatto, che allenava anche lei a questo torneo, e per ultima ma non per ultima la capitana della nazionale del 2002 ai mondiali, campione del mondo di Berlino, Manu Leggeri. Riprende una leggenda. Due leggende, le due Manu, due leggende. Ace in angolo, sempre da parte di Enescu. E siamo in perfetta parità, 22 pari. Adesso comincia a scottare un po' Daniele la palla, vero? E adesso vediamo le braccia come funzionano. Esatto, e vediamo anche il servizio come funziona. Sì, questo è andato molto bene. Gli ultimi 3 punti sono suoi, sì. Vediamo se continua così. Eccola là. È quarto consecutivo. Non ha il braccino. Daniele. Non ha il braccino. Questa è pronta. 23, proprio rimesso in discussione il set, il servizio da 22-19 se non ero, sì. 4 punti suoi, 23-22.
po' di fortuna. Sì, La palla attenzione, prende la rete. si continua a Gran giocare. difesa, vediamo qui. Tiene il muro. Palla alta all'opposto ai 2-0-2, il muro Eccolo vincente. Ma cosa? È stato un errore. Mi pareva che la palla fosse caduta però. È un errore da parte dell'arbitro e si fa ripetere l'azione. Ha messo le sue colpe. Nessun problema, Ha fischiato. nessuna polemica, ha fischiato 1-1 e si rifà tutto. No. Si è fatto ingannare. Sì. Fa rifare tutto. Si rifà tutto, però a vantaggio probabilmente perché adesso di nuovo al servizio. Ok, succede, Sì. dai. Eccola lì. Quindi Andiamo. 23-22 di nuovo il servizio. Dai, Cosa viene dici, su. che lo tira? Lo tira, Lo tira? sicuro. Bene. Allora vediamo se Daniele ha ragione, vediamo se lo tira, ma penso proprio che abbia ragione. Tutto braccio. L'ha tirato, fuori ma l'ha tirato. Molto fuori stavolta, però brava. Come allenatore avresti detto hai fatto bene in questo momento? Posso non risponderti? Ok. Allora adesso risponde proprio il capitano Nguye, sembra tutti questi nomi difficili anche da pronunciare. Riceve bene Brustolin, ancora una palla di prima, un po' scontata e qui ma un fallo di tocco, secondo tocco. Secondo tocco, fallo in accompagnato una mano. Forse poteva anche, perché siamo sul 23 pari, 24. Vabbè. C'era 24-23, prima palla set sì. da parte di Voleirò. Attenzione, momento importantissimo. Non riceve bene, quindi arriva quasi una free ball per Roma e Bruno Eccolo mette giù la palla. Muro scomposto, Sì. 25-23. In un attimo, un errore in battuta, no? E via, si è concluso così. Quindi 1-0 per Roma. Intanto vi dico com'è stato il cammino delle due formazioni, cominciando con Roma, che ha giocato la prima partita del torneo ieri mattina contro la Volley Accademia Piacenza, vincendo per 2-7-0. Poi ha giocato sempre nel suo girone nel pomeriggio, giocando con il Busnago Volley Team, vincendo 2-7-0 anche qui per 25-16, 25-14. E poi nei quarti di finale ha incontrato di nuovo il Volley Academy Piacenza, vincendo 2-7-0, quindi per 25-14, 25-17. In semifinale ha incontrato il Volley. Allora un attimo Fabio, ti Sì. interrompo perché passiamo il microfono a Stefano Bianchini, un vecchio amico, in questo momento consigliere nazionale FIBA. Stefano, ti do il mio microfono, vai Fabio. Buongiorno. Benissimo, adesso lo sentiamo in cuffia? Lo sentiamo? Negativo, non si sente il microfono. Sì, senti? Mi sentite? Io lo sento, ma come mai non sentiamo? Io più Molto vicino alla bocca. È attaccato alla bocca adesso. Attaccato alla bocca. Bene. Bene, adesso lo lascio così. Allora, cosa dire di questa kermesse Vai. Intanto, ormai famosissima in tutta Italia? sì, questa penso che sia il campionato italiano torneo, diciamo così, il campionato italiano torneo di Under 16. Basta vedere le stature delle ragazze, si capisce che il livello è altissimo. Intanto ti ringrazio per il vecchio e non mi sento ancora vecchio, nonostante i miei 65 anni, però non mi sento. No, è sempre un piacere quando si vede la pallavolo. Poi noi siamo il movimento più bello, inutile che ci nascondiamo, siamo il movimento più bello del mondo. Abbiamo il pubblico che si diverte, si perde, si vince, nessun dramma, si gioca, non ci sono tifoserie che si scontrano. E questo è il bello della pallavolo, lo saremo sempre perché abbiamo uno sport per famiglie. La famiglia logicamente non porta tutto il resto.
Oggi, e come sempre, il Comitato Territoriale di Padova ha dimostrato la sua grande capacità organizzativa, ma noi nel Veneto siamo bravi su queste cose, insomma, possiamo dirlo. Cinzia e tutto il suo entourage, Stefano Camporese, Cinzia Busiani, insomma, a nominarli tutti ci vorrebbe una giornata. Una giornata, poi magari la Cinzia la sentiremo anche. Sì, beh, guarda, ed è un piacere essere qui ospiti oggi. Purtroppo non ho potuto essere alla conferenza stampa perché ero a Roma, ma è venuto Manfredi, quindi ci avete guadagnato, insomma. Sì, potremmo chiamarla, come diceva il nuovo presidente regionale, la Coppa Italia dell'Under 16. Sì, è il campionato torneo, diciamo campionato torneo, in pratica in 2 giorni ti giochi tutto, però è la formula della Coppa Italia, della Supercoppa, come vuoi tu, insomma. Ma comunque il livello è altissimo e c'è la gente che fa la fila per venire, quindi più bello di questo, insomma. Quindi abbiamo fatto bingo con l'Under 16. Ma sempre, ogni volta che si fa qualcosa con la pallavolo è difficile che sbagliamo, è difficile che sbagliamo, perché siamo organizzativamente i migliori, posso dirlo? Cioè, magari adesso qualcuno si incacchia. No, ma quindi una grande azienda. No, azienda organizzativa, guarda, abbiamo vinto 2 mondiali, uno maschile e uno femminile. Abbiamo vinto con l'Under 16, abbiamo vinto con l'Under 21, la struttura c'è a livello nazionale, a livello regionale e territoriale, quindi noi siamo messi bene, insomma. Va bene, allora grazie, che andiamo avanti con la cronaca. Un saluto a tutti e buon lavoro. Grazie, gentilissimo, si riprende con il Voleiro che è già in vantaggio 1-0 con l'attacco sempre del suo capitano, che direi che forse in questo momento è tra le migliori, Daniele, perché ci sarà il premio per la miglior giocatrice della finale nell'MVP, intitolato Sara Turetta. Sara Turetta è stata una giocatrice che purtroppo è mancata prematuramente a 44 anni, se non sbaglio. Sara Turetta, purtroppo tu la conosci bene, io è stata anche. Una mia atleta. Nella mia prima esperienza come selezionatore provinciale qui a Padova, allenavo i 77, i 78, Sara era un 78, quindi una ragazza che poi ho avuto anche in società, ma una gran ragazza che purtroppo troppo prematuramente ci ha lasciato. Un abbraccio, non so che dire. Sara ci guarderà da sopra, dai. Sì, dovrebbe essere presente per la premiazione, poi la figlia, se non sbaglio, è il marito. Sembra. Benissimo, intanto ritorniamo alla partita in diretta. Orca miseria, è riuscita ad andare a prenderla, ma ha distrutto i cartelloni pubblicitari. Brava, buona volontà. Ancora pareggio, 2 pari, Brustolin al servizio. Stavo dicendovi il cammino del Voleiro, magari poi ve lo in un time out o in un momento di gioco fermo. Adesso proviamo a seguire in diretta il gioco della finale. Ancora Gugliel al servizio per quanto riguarda la formazione di Roma, in vantaggio per un 7-0 e 3-2 ora nel secondo set. Riceve male Brustolin, bagger laterale un pochino frettoloso, ma non era facile ricevere, vedete dove è posizionata in posto 1 per gli addetti ai lavori Brustolin. L'arretramento non è stato così facile, doveva forse giocare meglio Daniele con le spalle, forse. Ancora riceve un po' frontale, una palla lunga. Adesso può ancora andare a punto la formazione di Roma con una gamba. Hai visto che è andato con una gamba, stacca una gamba, una simil fast. Sì, semi fast, e allunga di 3 punti la formazione del Voleiro. Molto efficace la battuta del capitano delle bianco-blu. Bellissimo attacco, sì. Mani out, sì. Borello sul muro alto avversario, direi altissimo, perché formato da una giocatrice di 2.04 e una di 2.02, sì, però hanno messo male le mani, quindi l'altezza va bene, ma bisogna mettere bene le mani. Comunque molto brava l'attaccante in questo caso.
Eccolo qua. Però l'errore che non ne si doveva approfitta essere. No. Ballarin, tira una palla a mezza rete, ennesimo errore in servizio della formazione del San Donà, Valentino Ricci, ed ora Pettiti va alla battuta. La stanno un pochino cercando la Brustolin in battuta. Intanto serie di attacchi da entrambe le parti, poi chiude Enescu. Beh, direi, ecco, da notare adesso che la Pettiti ha fatto una buonissima battuta, Sì. Zanflot, ma quel che ha fatto bene è stata la difesa, che diciamo per un atleta di così elevata statura non può essere sicuramente il fondamentale migliore, invece ha fatto una grande difesa tenendo il pallone in campo. Adesso Bravo. va in battuta, vediamo se continua la sua positività. Sì. Ha ricevuto bene, Però una gran doppia battuta più, lo stesso, difesa una mano bene e la muro. difesa. Mantiene 3 punti di vantaggio il Volero, con al servizio il suo opposto di mano pesantissima. Brustolino riceve benissimo, è brava però a risolvere questo problema Borello. È stata brava perché era una palla corta, bassa, è riuscita a eludere il muro. Con un gioco di prestigio. Sì, un gioco di prestigio. Quindi bravissima Matilde. Attacco fuori dell'opposto di Roma. Sì, non ne ha approfittato. E andiamo in battuta. Ora ecco, anche Borello, oltre ad aver fatto quel gioco di prestigio, adesso ha fatto un altro servizio molto ficcante, molto importante, batte da molto lontano, il suo salto flotto è veramente, passa, me lo ricordo anche ieri che ero più vicino al campo, passa proprio radente al nastro. È una palla che Roma, altezza petto, non è riuscita a spostarsi ed entrare. Anche adesso è una palla lontana da rete, laterale. Gioco scontato, questo però è un po', si doveva difendere meglio, comunque. Purtroppo ritorna una free ball, anche qui una serie di palle un pochino incerte. Un momento non di grande pallavolo, dai. Sì. In questo momento sì. porta a casa un po' di tocchi così, un po' di confusione. E intanto siamo su 7 pari. E continua a servire Borello, anche lei presente in finale l'anno scorso. Tra l'altro Borello gioca assieme all'opposto anche nella formazione che milita in B1 del Valentino Ricci. Brustolin fa una palla, un pallonetto millimetrico, nulla può. Centro del campo. È difficile, vero, quei pallonetti da difendere? No, non di difficile lettura, è di problema di comunicazione tra i giocatori di difesa. Vado io, vai tu, e in quel momento che si decide vado io, la palla purtroppo ha fatto 2 rimbalzi. Sì. Ecco, una buonissima Zanflot. Sì, è già la quarta che fa. Vediamo. Adesso frana rete, non può fare nulla. Un'altra palla. Chiede tempo. Andiamo a sentire il tempo di Roma. Questa volta vediamo se la regia ci porta a sentire quello che dice Mineo Patrick alle sue atlete. Eccola che arriva ai microfoni, vediamo. Non so se voi riuscite a sentire, noi purtroppo non siamo riusciti a sentire le indicazioni purtroppo che ha dato ancora l'allenatore di Roma. I time out, che è quel valore in più che vorremmo sapere dai tecnici, non siamo riusciti. Speriamo che il prossimo time out sia migliore. Intanto mantiene il servizio sul 9-7 Daniele, 9-7. Ti ricordi quando andate in servizio erano sotto di 2?
Già 4 punti, ancora parlato troppo presto, però Ecco, insomma parlato ha troppo recuperato, presto. ha recuperato. 8-9, ha comunque recuperato, perché sono in vantaggio di un punto. Ed ora Bruno, anche lei presente lo scorso anno, titolare, vincitrice appunto l'anno scorso del torneo Campesan, 12ª edizione. Carica molto il braccio, ma alla fine alle volte Daniele, mi viene da pensare che se metti bene le braccia su una palla che ruota come i servizi ficcanti, forse è più facile di un servizio jump float dove la palla un po' si sposta. Sono due tecniche di ricezione completamente diverse. Chiaro che sono tecniche che si affinano nel tempo, però diciamo che queste ragazze sono veramente già a buon punto. E Limoco mantiene quel punticino, anzi sì, quel punticino di vantaggio. Ora il centrale di Roma al servizio va a rete, quindi +2 per Valentino Ricci Moco. Ora va a battere da lì, di solito batte dalla 1, adesso batte da lì, ha cambiato la posizione di battuta il palleggiatore di Valentino Ricci. Vediamo. Ha creato, ha prodotto una positività in battuta, tant'è che conduce il gioco il... direi che adesso ci sono stati... Mentre a fare punto non ne ha approfittato. Roma. Diciamo che ha cambiato zona di battuta perché cercava di mettere in difficoltà il ricevitore attaccante di posto 4, vero? Di posto 4 di Roma, e diciamo che c'è riuscita. Però poi alla fine... Poi l'azione ha avuto un altro epilogo, ma praticamente è stata brava. Ha battuto Catani intanto, di forza l'opposto del Valentino Ricci, e poi ancora vincente il capitano Gaie, che se la palla è buona diciamo che ha un buon numero di colpi. Gaie veramente brava, sta facendo un'ottima partita, un 2010 anche lei. Muro ritardo aperto da parte del centrale. Molto in ritardo aperto, e la palla si infila tra le braccia e la rete, che è un classico errore. Sì, era un po' in ritardo, un po' in ritardo, diciamo, il centrale adesso di Roma. Vediamo cosa fa Brustolin al servizio. Eccola là. Brustolin ha cercato la zona di conflitto 6-1 e a quel punto l'1 si è tolto per pensare Brustolin di aprirsi per attaccare, e il libero non è riuscito a coprire. Volevo dirti che Brustolin è un dicembre 2011. Direi bene. Quindi pensa, c'ha ancora 14 anni. Eccola, uguale, identico, stessa battuta. E qui però il muro di Roma. Alzata a filo il muro di Roma che fa il punto. Un muro molto molto piccante. Sì, la palla era molto vicina a rete, bassa. Troppo. Un suicidio. Ancora Gaia al servizio, buona ricezione di Sandonà, e poi un blackout a muro probabilmente di Roma su quella zona lì. Ha schiacciato praticamente diciamo che se Conegliano riceve bene, velocizza molto il gioco, e vedo un pochettino difficoltà al centrale di Roma. È stata proprio Elisa Sperandio che ci ha detto che uno degli obiettivi di questa partita era proprio velocizzare il gioco per mettere in difficoltà le altezze, la fisicità di Roma. Sì, perché su palla scontata Roma può contare su un muro veramente importante.
è una partita a scacchi e la Quindi si gioca. fondamentale quindi il palleggiatore, ma specialmente Daniele la ricezione di Sandonà, perché se no... Eccola qua. E questa è una palla che va fuori, Pelo anche qua, siamo con una palla a filo sì. e l'attaccante di Roma non ha potuto fare altro che fare un pallonetto spinto. È andata fuori di poco, ma era fuori, ha tentato. purtroppo. Allora Ballarina al servizio. 16-12. Ecco qua un altro errore. Molto fallosa in servizio, Ballarina. Comunque, dai, mantieni i 3 punti di vantaggio di Moco. C'è Sono dei cambi. sì. No, è uscita perché anche Da Silva, che entra adesso, ha un ottimo servizio. Sì, quando è cambiato entrata ha fatto sempre bene, anche centrale. in semifinale questa mattina. Quindi poi probabilmente uscirà per il libero. Però gliel'hanno ricevuta bene. Mamma mia. Enescu ha fatto Un buco, il suo dovere. sì. Diagonale stretta. Sì, con muro aperto, Sì. palla ricevuta bene, gioco spinto. Ecco che è uscita Da Silva, è ritornata il libero. Diciamo che questo cambio non ha avuto l'effetto sperato esatto. dall'allenatore. Sono tanti, vero Daniele? Tu come allenatore ci sono tanti cambi che uno pensa che e invece purtroppo... Sì. Se fossimo sicuri che ogni cambio porta risultato, non è così. Buona la ricezione su questa battuta in salto dell'opposto Enescu. Si continua a giocare. Free ball alla fine per Roma e c'è un'infrazione a rete. Comunque l'opposto di Conegliano in battuta continua a martellare. Sì. Non si ferma mai, picchia bene. Adesso punto di Volerò per un'infrazione appunto a rete. A segno Borello dal posto molto 4. bene in palleggio, palla spinta, molto bene. Sì. Palla non facile, Sì. precisa e spinta, quindi Sì. molto veloce e l'attaccante è riuscito a entrare con muro scomposto. Veramente brava la palleggiatrice. Qui c'è un cambio di linee, escono palleggiatore opposto ed entrano un altro opposto e palleggiatore. Vedi. Tant'è che vedi che va a fare il giro per attaccare dal posto 2. Eccola lì. Questa mattina non ha creato una grossa efficacia questo cambio. Invece adesso subito Bruno va a segno. Sì, una rotazione, questa rotazione particolare perché il giocatore parte da 4, deve andare in 2 ad attaccare. Lo fa anche la nazionale, no? Ma è nazionale. Sì. Allora Bruno, siamo 15, deve recuperare 3 punti. Non buonissima questa intesa col palleggiatore, subito il capitano di Roma va a segno. Direi Daniele che finora, non lo so, io per adesso dico che sta facendo una grande partita. Per distacco. Allora, time out chiesto dal Valentino Ricci. Vediamo, andiamo a sentire Sperandio, vediamo se stavolta riusciamo a ascoltarla. Si vola, tienilo, ok? Quel discorso di specchio è un po' di più, perché ci stava essendo da giocare, però è mancata questa mano da giocare, quindi tutto ciò che può essere l'ordine da parte, poi la ricostruzione in più, viaggiare sulle altezze, quindi dobbiamo permettercele.
Ok, battuta Roma e con l'Imoco a +2. Si entra nel campo del servizio, Bolero con Vicente Bruno De Lorente. Ancora grazie al muro la palla torna a Roma, ma difesa dell'Imoco, palla difesa in diagonale del capitano. Ancora una poca intesa tra palleggiatrice che è subentrata la titolare. Ricordo che c'è stato il doppio cambio di Roma, si continua a giocare e poi l'Enescu stende con questo attacco fortissimo la palleggiatrice neoentrata di Roma e quindi siamo a 19-16, ancora +3. Entra col numero 14 per l'Imoco Fortuna Gioia, probabilmente per migliorare il servizio. Riceve benissimo, molto impostata ricezione il capitano di Roma. E ritorniamo a +4. Bell'attacco, come dicevamo a inizio del primo set. O iniziamo, parlo di Conegliano, a lavorare alto sulle mani del muro, se no il muro di Roma la fa da padrona, e mi pare che stia cambiando qualcosa in Conegliano. Cercano Gaie, la tatticamente cercano. molto buona la battuta, Sì, la cercano, e che in prima free linea. ball per Conegliano, eccola qua, e un altro mani fuori. Sì. Però vedi che non ha sortito, anche stamattina non aveva sortito un grande efficacia. Cambio di nuovo, ritorna la linea titolare. È vero che questo cambio lo fa la nazionale italiana con una costanza, però se devo dire la mia, non è una cosa a cui credo molto nel settore giovanile, proprio un discorso di automatismi che queste giovani ragazze non possono avere, proprio perché sono delle giovani ragazze, giovani atlete. Sì, infatti. Adesso vediamo. Molto bene, e siamo +4. Ancora Gaie a punto, ed ora Parisotto al servizio. Ma io dico che è ancora aperto il set, Daniele? Ma sì, sicuramente. Sì. Poi Ancora a aperto. questi Specie nel settore sì, giovanile. ricordiamo prima i +4 che ha fatto. Quindi Eccolo questo qua. va dentro. Questo Eccolo qua, Leish nella zona di conflitto, tua mia, palla a terra. è andata quasi sui piedi dell'Enescu che si stava spostando. Quindi positivo il servizio di Parisotto, ancora una volta Parisotto mette in difficoltà la retroguardia in ricezione dell'Imoco. Attenzione ora. Un brutto errore. Questo è un brutto errore. Qui Sì. Roma aveva la palla in mano e l'ha Per completamente, avvicinarsi sì, l'ha proprio regalata. Sono proprio giovani, vero Daniele? Ora vedi che adesso serve da qua, serve sulla fascia 1 adesso. Sempre sul ricevitore attaccante. Sì. Fuori, sì. La palla è fuori. La palla è fuori, Sì. quindi andiamo Sul 23 a 18. 2 punti da set per Conegliano. C'è stato un po' di blackout di Roma. Vediamo ancora il servizio in regia Imoco.
vediamo, anche lei era presente, lo scorso anno però non aveva giocato, era in panchina, me lo ricordo nel roster. E adesso Cattani, però compito arduo, 19-23, dovrà forzare un pochino il servizio, impedire di velocizzare il gioco alla squadra. Purtroppo la palla si ferma in rete e quindi prima palla set per Limoco. Limoco che può portare in parità questa finale. Nel frattempo sostituzione esce con il numero 13, Brustolin entra con il numero 3. Entra col numero, c'è stato un cambio per Limoco. Non sono riuscito a vedere, ah sì, numero 3, Puggiotto Giulia ha servito, poi si continua a giocare, palla di posto 4, la palla prende il famoso gatto che si allontana dal campo e quindi con questo ennesimo errore di Roma la formazione del San Donà di Piave riesce a equilibrare l'incontro 1-1 e vedremo adesso chi avrà la meglio. Azzerato, tutto azzerato, si riparte. Tutto azzerato. 2-7 su 3 adesso. No, è 3 su 5. Ma adesso 2 su 3. Sì, adesso è 2 su 3. Sì. Adesso è 2 su 3. Stavo dicendo, prima vi stavo dando i risultati. Il Gollerò ai quarti di finale ha giocato col Cutrio Fano, che avevano dato di nuovo il volley a Cabernet, invece col Cutrio Fano e avevano vinto 2-7-1. Aveva anche la palla free ball il Cutrio Fano per vincere anche l'incontro, incredibile, e invece si sono persi nel bicchiere d'acqua sbagliando la free ball, una cosa incredibile. E poi 19-17 ha vinto e quindi la vediamo in finale qui. Poi un attimo Fabio, perché darei il microfono a Michele De Conti, sì, presidente del regionale della FIPA, quindi della FIPA Veneto. Benvenuto Michele, a te il microfono. Salve. Buonasera a tutti. Salve Michele. Complimenti intanto per la nuova elezione. Grazie, ma la festeggiamo tra 15 giorni e un anno ormai. Sì. Il tempo passa veloce. Ma è comunque un grande risultato. Allora, io sono rimasto su quella frase che lei ha detto, questa è come la Coppa Italia della Under 16 femminile. Partiamo da qui. Sì, non ho dubbi perché il Campesan oggi è una manifestazione come fosse un campionato, un trofeo elitario, e penso che il paragone migliore sia quello di definirla la Coppa Italia dell'Under 16 femminile, e mi sembra che le squadre in campo lo stiano dimostrando, in quanto al di là di centimetri di tecnica e di tattica lo spettacolo è veramente elevato. Sì, cosa dire, una grande partecipazione anche di pubblico, ma anche una grande collaborazione tra la FIPAV di Padova territoriale e le amministrazioni pubbliche. Sì, di questo ne ho menzionato anche in conferenza stampa, perché è raro veramente vedere tante amministrazioni, e sono più di 10 sicuramente, che riescono a fare rete e a portare questo evento qui nelle zone termali. Perciò complimenti, non è un lavoro che si fa dall'oggi al domani, non a caso sono alla 13ª edizione del torneo, ma ogni anno forse c'è un partner di più, sia come società che come amministrazioni. Poi ho visto veramente un gran bel clima tra amministratori, e questo chapeau al movimento e a questa zona del Padovano. Quindi, Presidente, la federazione continuerà a supportare questo evento negli anni? Ma io penso che ormai non indicano neanche i campionati, sono viene indetto anche il Campesan, perché ormai è d'obbligo, anzi devo dire la verità che magari
qui a Montegrotto bisognerebbe buttare giù un muro e fare un'altra tribuna, perché ormai con 24 team, famiglie che arrivano da tutta Italia, è veramente uno spettacolo puro del volley femminile. Questo spettacolo si riproporrà solo nelle finali nazionali, non ci saranno altre occasioni per vedere pallavolo a questo livello. Perciò complimenti alla FIPA di Padova, ma come ribadisco complimenti alle società, alla dozzina di società che affiancano il comitato in queste organizzazioni e ancora di più le amministrazioni del territorio termale. Benissimo, Presidente, un'ultima cosa, diciamo che questo lavoro di base è la garanzia per continuare i successi internazionali che abbiamo avuto con il settore delle prime squadre, sia maschile che femminile. Sì, questa è più una domanda tecnica magari da fare a Marco Mencarelli, ma sicuramente, perché so che è stato presente fino a stamattina, perché oggi pomeriggio era impegnato già in una prima selezione in Friuli, ma sicuramente qui vediamo dei centimetri e della tecnica che sicuramente, se queste ragazze riusciranno a trovare forza e continuità, sono il futuro dell'azzurro italiano. Grazie Presidente, torniamo alla diretta, gentilissimo. E ritorniamo. E ricordiamo, dopo aver salutato il Presidente De Conti, che Michele De Conti, diciamo, quest'ultimo incarico come Presidente non è altro che la punta dell'iceberg, perché per chi conosce un po' di storia della pallavolo italiana, diciamo veneta in questo caso, sa quanto monumentale è stata ed è la carriera del nostro Presidente. In bocca al lupo Presidente e buon lavoro a te Fabio. E torniamo a noi alla diretta, siamo 2-0 ancora per l'Imoco, quindi è partito bene anche nel terzo set, come dicevi tu adesso 2-3, proprio perché siamo a metà incontro, ma sarà importantissimo vincere questo set. Ancora una bellissima difesa del libero dell'Imoco, ancora Borello gioca sulle mani del muro e porta a 3 i punti di vantaggio su Roma, che è ancora a 0 in questo terzo parziale. Brustolin, salto flot, ancora difficoltà per Bruno in ricezione. Comincia a lavorare in maniera efficace il muro, peccato qui una bella palla però di Bruno che vede. Sì, poca coordinazione, un attimino non si sono capite bene in difesa Conegliano, perché questa era una palla toccata in maniera importante dal muro che andava tirata su, però insomma, c'è stata poca comunicazione. Ecco, ancora una free ball, sì, una free ball per Roma. Brillante. Oh, colpo di piede. Eccola qui, un'altra free ball. Anche grande muro. Ecco. Ionescu che... E questo è il giovanile. Questo è il giovanile che con 2 free ball Casalde Pazzi non è riuscita a portare a casa, sbagliando anche 2 appoggi, perché il primo ha costretto il palesatore ad alzare una mano in maniera non proprio perfetta e il secondo tenendo l'appoggio molto largo, però anche questo ci sta. Daniele, devo dirti una cosa, 1,98 e gioca coordinata di piede, non facile, è scontato. Non facile e scontato, però è una cosa che viene istintiva, non è una cosa che si allena, almeno credo e spero, però succede che metti quel piede, la palla va su. Quindi, casuale, dai, puramente casuale stavolta. Però è servita. Insomma, è servita come? Intanto Volerò, qua. Purtroppo Bruno gioca, Cattani gioca un buonissimo servizio, la regista di Roma. Peccato. E quindi ancora più 2 per la squadra del Valentino Ricci, sì, che va a battere con il suo opposto. Ecco Fabio, mi sembra un momentino di calma questa partita in questo momento, le squadre che stanno un pochettino respirando, sì, e non c'è sicuramente in questo tratto di partita una grandissima pallavolo, però
sicuramente si riprenderanno immediatamente vista la qualità di queste atlete, ed eccola qua in effetti, buona difesa, belli Enescu, attacchi alti sul muro, primo tempo di ancora grande Enescu, difesa, grande difesa, si è piegata bene, gioca sul muro, non è facile vedere a queste altezze difendere così. eccolo qui, dai, sempre il capitano, è sempre lei Gaie sì. che possiamo dirlo in questo momento sta facendo uno sprint con Enescu come MVP. Sì. Vediamo Anche poi se- alla fine come andrà a finire, sì. ma mi sembra che in questo momento siano Ci sono le due più, sono in diciamo, testa. Aiala, brutta parlato battuta, parlato troppo presto. Fabio, non bisogna mai parlare troppo presto. Allora, adesso va a servire Borello per i colori della Limoco, Valentino Ricci. 6-4. Ricezione lunga, peccato perché era arrivata una palla facile a Limoco e Hanno fatto un attacco in seconda linea da posto 1 con palla che entrava troppo. si è rifatta Enescu con questo attacco. Abbiamo anche il rallenti adesso in regia. Andiamo con si continua, peccato, non si intendono in difesa. Si intendono, erano tutte e due le giocatrici di posto 6 e di posto 1 sullo stesso piano e a quel punto tutti e due mettono le mani e la palla immancabilmente scappa via. 7-6, battuta ancora Ro. Muro rallenta, di Cattani, si continua a giocare, palla molto tesa vicino a rete, ancora aveva difeso col piede Enescu. Comunque mi piace questa giocatrice perché nonostante sia così alta si prodiga in difesa, si muove, un buon atteggiamento. Ricordiamo sempre, Fabio, che come dicevano i grandi allenatori, la difesa è mentale. Sì. No, non è da tutti. O ce l'hai Ancora, dentro, vedi com'è andata. o ce l'hai, puoi allenare, sicuramente si allena la tecnica, però è un atteggiamento mentale la difesa. Si è quasi schiantato sulla sì. Bisogna rinviera. andare. Lei ci va. E provarci sempre. Sì. Aia. Ha un po' sbracciato qui. È andata in torsione col busto, sì. quindi piano di rimbalzo del bugger tenuto perso. orizzontale, palla che scappa via. Ripeto, tutto questo non per segnalare degli errori madornali, perché ripeto, a questa età deve essere così, non può essere diversamente. Quindi ci sta, no? Di più. Qui le braccia le ha messe molto sì. bene il libero. Si continua a giocare, difende Gaia eccolo e qua. poi questa palla è difficilissima. È impossibile. Bruno non può fare nulla. E va a battere. Sì. Ora Qui stiamo parlando di settore giovanile, quindi sì. l'approccio degli allenatori del settore giovanile deve essere completamente diverso rispetto all'allenatore di un gruppo evoluto. Qui bisogna mettere sul piano della bilancia due grosse competenze da parte degli allenatori, e dal punto di vista tecnico sapere insegnare la tecnica, e dal punto di vista psicopedagogico capire che il ragazzo deve sbagliare e io lo devo aiutare
proprio nei momenti di errore, perché nei momenti di non errore vabbè è tutto semplice, è quando sbaglia che l'allenatore ha un ruolo importantissimo nel settore giovanile. Direi che hai detto una cosa importantissima. Sì, non sempre succede questo però, Fabio, purtroppo. Ci sono allenatori che gridano, vero? Sull'errore. Sì, ma sai, il gridare può essere un rapporto che un allenatore ha con la propria squadra. L'importante è che il giocatore capisca, lui deve capire che può sbagliare. Poi ci sono errori e errori, ok? Ricordo sempre degli esempi che la palla in rete su un attacco è un errore importante, questo non va perdonato, però la palla fuori invece va perdonato. Quindi in allenamento magari la palla in rete va rifatta, la palla out non va rifatta, perché il ragazzo deve capire che deve tirare lungo sulle mani del muro, lungo in fondo al campo e che può sbagliare. Giusta interpretazione, grazie Daniele, che ricordo Daniele è stato anche tecnico della rappresentativa sia provinciale che regionale, perciò di esperienza nel settore giovanile ne ha parecchia. E intanto sono passati tanti anni, Fabio, sì, dimentichiamo tutto. L'esperienza rimane, Daniele, dai. Allora adesso va a battere Ballarin, che questa è stata un po' fallosa, adesso invece battuto molto bene, sì, adesso sì, è stata abbastanza fallosa oggi il servizio. Fuori. La palla è dentro, Daniele. Già io e Fabio non ci capiamo. Toccata. Era toccata. Vediamo, guarda dalla regia, vediamo se la... no. A proposito, vabbè, una scelta arbitrale magari opinabile, bisogna dire che in questo torneo, Daniele, c'è stato anche un progetto incentivante nazionale per gli ufficiali di gara. Quindi c'è stato un confronto, un corso appunto dal 30 al primo a oggi, che si è articolato appunto in 3 giornate di lezioni frontali e attività sul campo, e quindi sono stati 28 gli arbitri utilizzati in questa manifestazione, arbitri che saranno poi impiegati, speriamo in futuro, anche in campionati nazionali di Serie B e Serie C, Serie C e B. Sì, vorrei aggiungere una cosa, Fabio, il discorso che facevo prima sull'errore del giovane, sì, chiaramente vale anche per l'arbitro. Ecco, vorrei ricordare che questi arbitri sono tutti arbitri giovani, sì, bravi, alle loro prime esperienze di un certo livello, e devono anche loro purtroppo fare degli errori. Diciamocelo, forse che l'errore, la palla di prima l'arbitro non l'ha azzeccata, non lo so, però anche se non l'avesse proprio azzeccata in pieno, ci sta, deve fare esperienza, la riguarderà, vedrà che ha sbagliato e probabilmente più avanti non lo farà più. A proposito di questo, ci sono dei tutor in questo momento che stanno guardando gli arbitri, quindi tutti gli arbitri di questo torneo sono stati monitorati da tutor di esperienza nazionale, perciò è poi, una bella... Sì, Fabio, come tutte le cose, poi si troveranno a fine in settimana, analizzeranno i punti clou, gli errori che secondo i tutor sono stati fatti e ne discuteranno, e vedrai che... sì. L'arbitro crescerà. Come crescono queste ragazze. Intanto torniamo alla diretta. Errore sotto rete del Volerò, quindi palla passa a Limoco. Il punteggio è 12-14. Sì, una partita equilibrata, con degli alti e bassi per tutte e due le squadre, però alla fine la linea di tendenza è quella di mantenere un certo equilibrio, come è giusto che sia, visti i livelli delle due squadre. Mamma mia che palla vicina a rete. Ecco, però buona copertura d'attacco, molto buona copertura apposta d'attacco. Per farsi coprire. Però sotto c'era chi la copriva. Ecco. E Bruno attacca fuori, una palla lunga dal posto 4. 13-14. 13-14. Borello, Batilde al servizio.
muro vincente di Quero Vittoria, grande muro, capitano Quero Vittoria della formazione del San Donato. Vedete che sempre Sperandio a dare i giusti consigli alle sue atlete, sempre lì come un angelo custode. Ora riceve bene il capitano di Roma, la palla in primo tempo è fuori e con questo nuovo errore di Roma siamo di nuovo in perfetto equilibrio. Sentiamo ora il time out richiesto da Roma, vediamo se riusciamo a sentire Roma. Vediamo, ecco che sentiamo. Bene il primo passo per anticipare la palla corta, così ti regolare diagonale stretta come il primo. Oh, cambio palla adesso, Facciamo fatica, almeno io, a capire bene le indicazioni tecniche, perché all'inizio Ha detto però adesso, ecco questo adesso, diciamo un messaggio motivazionale. Quanto importante è, Daniele, alle volte nel femminile, anche nel maschile, ma un time out anche motivazionale. Sì, diciamo che in certi momenti la capacità dell'allenatore è quella di sapere cosa dire e cosa inserire nei propri time out. Questo è fuori discussione. Quello che purtroppo ogni tanto si fa, io per primo ho fatto, è che quando c'è tante cose da dire, perché le cose magari non stanno andando bene, si danno troppe informazioni alle atlete, perché ci sono troppe cose da dire, troppe cose che non funzionano, e l'atleta immancabilmente non ne prende una, perché troppe informazioni. Quindi, morale della favola, poche cose e precise. Esatto. Poche cose precise, perché se hai troppe cose da dire, ripeto, faccio anch'io mea culpa, non puoi ricostruire tutto in un time out, quindi bisogna partire dall'1 più 1 fa 2, 2 più 1 fa 3, avanti, perché 5 cose assieme non portano da nessuna parte. Forse è anche peggio. Sicuramente peggio, Fabio. Quindi siamo 15 pari, vabbè che anche un'interruzione di gioco spesso interrompe anche la positività in servizio di un atleta. In effetti, eccoci qua, eccola qua. Solo che si sono auto perché l'aveva chiesto Roma. Allora 16-15. Allora Quero Vittoria, un 2010, e non so se l'ho detto prima, Daniele, ma questa squadra fa un campionato under 16 e anche di Serie C con la propria allenatrice, eccetto appunto 2 giocatrici, l'opposto è una banda, che invece lavorano anche con la B1 dell'Imoco. Ricordando che poi ovviamente tutti sanno che l'Imoco cos'ha come prima squadra, una delle squadre forse più forti al mondo come club. Ancora in attacco è muro vincente sull'attacco di seconda linea, era un po' in ritardo forse. Questo è un errore. Ed è la difesa, vero? Grave, perché è stato un bel attacco, anche se murato, ma la palla che è salita a campanile ed è caduta nell'ultimo metro di campo, quindi la copertura d'attacco lunga doveva esserci. Ecco, questo è un errore che non si deve accettare. Non se ne fa una tragedia, ma questo non può essere fatto. Questa è una palla che va fuori perché aveva poco effetto rotante. Anzi, se vediamo la mano della giocatrice, ha fatto, anziché avere uno spin, ha fatto un back, cioè la palla che girava al contrario. Quindi inevitabilmente va fuori. Sembrava un back di Sinner. Sì. Non menzioniamo Sinner perché è stato... Ecco un altro errore in battuta. Quindi 2 errori, uno per parte. Siamo quindi 17 pari. E al servizio Bruno. Bruno tira in servizio. Ha un braccio velocissimo. Buona ricezione di Brustolin.
primo tempo a gancio di Ballarin e poi Gaie. Come ha fatto a palleggiare una palla così? Come ha fatto? Daniele? Bellissima, alzata una mano in salto in posto 4, in posto 3-4 era già il palleggiatore. Forse la migliore azione, forse. Sì. Veramente brava. Un elemento che ho visto veramente di pregio della palleggiatrice Crotta Nicole, bravissima. Non riceve benissimo Bruno e poi mamma che attacco di Gaia. Sì, diciamo c'è stato qua un posizionamento errato da parte del muro, una palla corta, la guida del muro, il posto 2 è rimasta molto larga sulla parallela vicino all'antenna e il giocatore è entrato dritto per dritto sulla diagonale, nulla ha potuto, il libero che era anche posizionato, ma la palla molto chiusa, molto forte e non c'è stata storia. Siamo Intanto, 18 pari, Fabio. Sì, entra Bertazzoni, Emma, anche lei un 2011 di novembre, quindi anche questa quasi un 2012. Ha fatto un ottimo servizio e grazie al suo servizio le sue compagne vanno a +1, quindi ottimo ingresso di questa ragazzina di Roma. Andiamo a sentire adesso Sperandio, andiamo a sentire Limocco. Riusciamo a sentire Limocco? Niente Fabio, non ce la facciamo, diciamo due cose. Allora volevo chiederti cosa pensi Forse fatto del Fabio di questa... Forse riusciamo. No, non riusciamo. Allora, di queste due squadre, due realtà, due società che queste ragazze hanno la fortuna di essere in un contesto del genere perché hanno strutture societarie, tecniche, allenatori, prime squadre davanti, tutte le categorie. Sicuramente loro hanno delle qualità di base, però diciamo che l'ambiente permette di far sì che queste capacità che loro hanno si possano sviluppare, possano crescere, quindi veramente brave e un grande merito anche alle società che hanno costruito il loro mondo attorno a queste ragazzine di livello, ma ragazzine ricordiamo sempre, e ricordiamo che lavorare sul settore giovanile non è assolutamente semplice perché non hai certezza di risultati, non sai se gli investimenti, che sono tantissimi, porteranno dei risultati. Quali risultati? Fondamentalmente i risultati vuol dire portare atleti in prima squadra, magari Conegliano portarli nella propria prima squadra e Volerò per altre prime squadre di altissimo livello. Questo è l'obiettivo di un settore giovanile. Niente. Altro punto di questa nuova entrata, con un po' di fortuna Fabio stavolta, dai. Sì, però Bertazzoni e 3 palle che fa Daniele è stato un cambio sono 3 che punti. Ne è valso la pena. Nuovo time out per Conegliano. Proviamo a sentire Conegliano ancora, vediamo se sentiamo Sperandio. Il time out da parte di Imoco. Niente, vai. Niente. Basta, Allora, intanto, rinunciamo. Sì, rinunciamo a questo. Tu prima hai detto che le società di questo tipo, io penso che non siano tantissime in Italia, ci sia San Donà, appunto, Volerò, forse Modena, Orago con Bosetti, forse c'era una scuola, ma investire sulle giovani vuol dire, come dici tu, investire anche dal punto di vista educativo, la scuola, avere un buon tutor, seguirle a 360 gradi, non solo dal punto di vista pallavolistico, ma come crescita personale. Questo mi pare che sia la mission anche di Roma, perché l'allenatore, di cui Pado, dei valori sportivi importanti. Sì, deve essere il proseguo dell'obiettivo della scuola. Fabio e te siamo 2 insegnanti di educazione fisica, quindi sappiamo quanto importante è l'aspetto
va a mancare per 1000 motivi, poi la società spesso i risultati crollano. Io invece vorrei sottolineare che queste due società sono da tempo a tempo ad alto livello, a livello proprio del giovanile. Ricordo Luca Cristofani, un amico che era Volero, e non voglio assolutamente mai dimentico chi è stato l'anima assieme ai dirigenti dell'Imoco, cioè l'Imoco attuale giovanile, che era il Sandonà, l'amico compianto, per me uno dei, assieme a Bosetti, uno dei miei grandi maestri pallavolistici, Beppe Giannetti, che sicuramente ci starà seguendo da sopra col suo baffone. Un saluto veramente di cuore, Beppe, ogni volta mi emoziono quando parlo di te, però non posso fare a meno di citarti, anche perché tu qui ci sei venuto, sei stato qua con noi, per cui è stato per me un grande onore condividere tanto, forse troppo, con te. Giusto Daniele, condivido. Io con Giuseppe mi sono incontrato più volte, scontrato più volte con le varie squadre ai suoi tempi. Ed ora abbiamo però un punteggio molto a favore di Roma, 23-20. Vediamo adesso il servizio, se sarà efficace, dell'opposto dell'Imoco. Invece la ricezione è stata buona, e poi vincente ancora l'opposto del Volero. Stanno giocando molto tra opposti, giusto Daniele? Giocano molto loro. Allora, 24-23 Volero. Fabio, cosa è successo? 24. Questi 4 punti. Allora, ipotizziamo, l'entrata della giocatrice numero 29 ha fatto sì, che la ricezione di Conegliano iniziasse a ballare. Qualche errore in attacco, un po' di insicurezza, ed ecco qua. Girata la partita completamente, 2-1 per il Volero, e andiamo al quarto, Fabio. Andiamo al quarto con adesso vediamo cosa riesce, se riesce, a fare l'allenatore o l'allenatrice in questo caso, perché adesso bisogna conoscere le proprie atlete e sapere quali sono i tasti giusti di ogni singolo atleta, e quindi di questa squadra da toccare, perché non tutti i tasti sono uguali. Vediamo che succede. Ecco qui che è venuta a trovarci in postazione la nostra presidente del comitato di Padova, professoressa Cinzia Bosinaro. Ciao Cinzia, ben arrivata. Ti passo il microfono e le domande le lasciamo a Fabio. Cinzia, dove deve guardare Cinzia? Te o guarda me? Ecco qui, ecco Cinzia. Vai. Allora, Cinzia, cosa dire Cinzia di questo ennesimo torneo così sentito, non solo da parte di Padova, ma da parte di tutto l'ambiente pallavolistico giovanile nazionale? Allora, assolutamente sì, siamo arrivati alla 13ª edizione, che secondo me e secondo noi del Comitato Territoriale di Padova è stata la consacrazione di questo torneo, e questo è stato anche grazie alla presenza in conferenza stampa del nostro presidente nazionale Giuseppe Manfredi, che è venuto a trovarci proprio per darci l'augurio di questa 13ª e consacrare a livello giovanile, che si contendono questo trofeo, ma che stanno preparando praticamente l'ultima parte della stagione che li porterà alle finali nazionali. Per cui qui c'è la miglior pallavolo giovanile d'Italia tutta assieme, 1 o 2 giorni intensa, partite bellissime, per cui voglio dire tanta soddisfazione, tanto lavoro, ma grande sinergia con le amministrazioni che ci sono a supporto, ma anche con tutto il contesto.
In contemporanea ai Campesan, quindi alle partite dei vari club che si confrontano, da 4 anni è partito anche un corso incentivanti per giovani arbitri, quindi non solo abbiamo le migliori atlete femminili d'Italia, ma anche gli arbitri più promettenti che stanno facendo una grande carriera, sono arbitri neo-immensi a ruolo regionale che comunque hanno sicuramente le capacità e tutta l'attenzione tecnica per arrivare a ruoli molto più importanti. Per cui Campesan è sostanzialmente una vetrina, perché giustamente per i giovani talenti e i giovani arbitri, ma qui possiamo dire che c'è veramente la più bella pallavolo giovanile in Italia, per cui meglio di così penso che... Cinzia, ma ho visto che si sta ampliando il palazzetto. Sì. Palaberta. Allora, sostanzialmente il Palaberta ormai per contenere questa manifestazione sta diventando molto stretto perché la partecipazione è molto alta, e quello che ci fa di più, che ci fa molto piacere, è che comunque c'è anche pubblico che viene a vedersi questa bella finale, perché ormai il Campesan è conosciuto sicuramente in tutta Italia, ma lo aspettano anche con ansia per vedere appunto questi giovani talenti all'opera, tanto che abbiamo dovuto trovare una nuova soluzione. Dalla 17esima alle 24esima sono già state premiate, quindi non sono presenti qui, ma le abbiamo premiate stamattina nei campi, proprio perché abbiamo dovuto far spazio a tutto il pubblico che voleva venirsi a vedere la finale, quindi c'è tanto seguito. Bisognerà far pagare il biglietto prima o poi. Allora, assolutamente, anche perché devo dire che comunque le strutture alberghiere, Abano, Montegrotto e tutto l'indotto delle amministrazioni che ci sono a supporto stanno dando il massimo, per cui le squadre arrivano da tutta Italia, ma arriva anche tanto seguito, per cui è anche un modo di far conoscere il nostro territorio, tanto che la conferenza stampa l'abbiamo fatta in un scenario bellissimo che è Villa Selvatico, per cui insomma, proprio perché avevamo la sensazione che questa era la consacrazione del nostro Campesan, quindi cerchiamo sì di divulgare la più bella pallavolo, ma anche di far conoscere il territorio. Quindi Campesan, un nome, una garanzia. Un nome, ormai non c'è neanche più bisogno di spiegarci che cos'è, cioè ormai la parola Campesan descrive già tutto questo scenario che noi da 13 anni mettiamo in atto, e quindi grande soddisfazione. Devo anche ringraziare, perché altrimenti questo non sarebbe possibile, tutte le nostre società padovane che mettono a disposizione gli impianti, e gli impianti sono preparati in maniera perfetta, come il Palaberta oggi. Ogni singola palestra che ha accolto le gare di questo Campesan è stata preparata in maniera eccellente, proprio perché anche l'accoglienza e il calore delle nostre società è stato massimo in tutte le edizioni, in particolare in questa. Quindi una grande rete di sinergie. Grande rete che appunto, grazie alla collaborazione tra il comitato territoriale, le sue società, le 10 amministrazioni che ci sono a supporto, gli alberghi che ci ospitano, che sono di primo livello, direi che chi viene al Campesan non può altro che passare 2 bellissimi giorni di sport, di cultura, e anche si rilassa alle terme, quindi venite al Campesan per la 14ª edizione. Esatto, grande invito, grazie Presidente, noi torniamo alla diretta. Bellissima partita e vediamo, perché sarà lunga. Ecco. Grazie a voi. Aspettaci dopo, perché ti diremo quale sarà la miglior giocatrice che stiamo. Allora torniamo alla diretta. 4-1 intanto per Limoco, che deve per forza reagire per venirne fuori e poter pareggiare ancora i conti e andare al quinto. Siamo 5-1 più 4 per Limoco, è partito un po' alla grande. Daniele, tu guardavi, io stavo intervistando, poi mi è sfuggito. Sì, e ho pensato che l'allenatrice dell'Imoco abbia toccato i tasti giusti. Ma come partenza direi di sì. Adesso vediamo. Comunque si diceva Campesan una garanzia, ma tu ti ricordi chi era Gianni Campesan? Te lo ricordi? Sì, due grandi che hanno dato la moglie, chiaramente, che hanno dato tanto alla pallavolo sì. padovana, nostra pallavolo. Sì. È stato presidente della
territoriale, ma è stato presidente della Tre Garofani, leggendaria squadra di Padova, dove io ho Hai allenato, sì. ma non diciamo l'anno, Fabio, non lo diciamo, però lui era presidente. dove il pallone era ancora bianco Quindi e non c'era il bugger. Non è così, non credeteci. Comunque l'ho conosciuto e quindi ho potuto apprezzare le sue qualità umane, sia sue che della moglie. Comunque ritorniamo, perché il Campesà, ricordiamo, 13ª edizione, è iniziata nel 2012. Ci sembrava ci fosse un'invasione sotto rete che non c'è Pazzesco, stata. un muro a una mano. Si continua a giocare, fraseggio di gioco, capitano attacca ancora, si continua a giocare di prima, lungo questo scambio, Daniele. E poi una palletta millimetrica, Una palletta millimetrica smorzata sulla mano, che se me la passate in dialetto si dice pea mesto persego, ed è una palla esatto. arrotata dietro al muro. Sempre Gaia, E 6-3, qui. Questo è un grande servizio di Cattani, servizio tesissimo. Un po' lì sul conflitto sulla P5, sull'entrata del palleggiatore. Lì c'è un bel traffico lì, Sì, c'è un bel traffico di persone. Vediamo se continua a battere lì, e ci batte lì, Però questa Però ha volta ha ricevuto ricevuto bene, non alzato benissimo. Sì, si continua a E giocare. adesso vediamola qua. Ancora un gancio, gioca molto bene con una mano, sempre il palleggiatore anche in difesa di Moco, e poi il muro rallenta l'attacco di Gaia, ancora Gaia muro, ancora si copre, lungo scambio, la palla però non supera la lungo linea. scambio, diciamo dai, un momento di gran confusione pallavolisticamente parlando, però anche questo serve a forgiare un pochettino queste atlete su queste palle non pulite, queste azioni un po' sporche. Daniele, di nuovo siamo lì, una lunghezza. Sì. Ancora batte su Brustolì in prima linea, anzi no, su Brustolì, su Borello. Gran muro, ma soprattutto grande copertura d'attacco, libero. grandissima copertura in prima linea, mani del muro aperto, ed ecco la banda che sì. se non erro 2 metri di muro sì. riesce a passarci di fianco. Matilde, Borello vincente in attacco sul muro da posto 4. Ancora l'opposto Enescu. Ancora difende il libero dell'Imoco, e poi vincente, ancora un momento positivo di Borello. Cosa hanno fatto? Volleiro ha fatto il cambio, ha tenuto il posto 1 a Murari in 4, cercando di mettere un po' in difficoltà, ma niente da fare. Quindi Conegliano è passato ancora. Ancora difende. Brutta cosa. Sì. Sai cosa? Enescu, devo dire che mi stupisce l'opposto del Conegliano, proprio per come lavora in difesa. Ancora, mi senti Daniele? Benissimo. Bene. Forte e chiaro. Dicevo che Enescu prima mi stupiva come difende, come si adopera per cercare la difesa. Adesso purtroppo l'ha persa, ma però c'è andata. Però è andata, ci va, c'è buona volontà. In questo torneo ho visto tanti opposti, non alti così, ma che in difesa non si piegano di 1 millimetro. Non è affar loro, sembra. Questo è un attacco a 2 mani perché probabilmente non si è trovata col pelleggiatore e va fuori l'attacco dal posto 2 di Ivezivic.
E adesso Borello, che ha iniziato molto bene questo set, questa giocatrice. Vediamo il servizio. Lavora bene sulle mani. Bellissimo out. mani fuori, sì. Sì, Bruno. Questa è una delle sue qualità in attacco di Bruno, anche perché non è altissima, quindi deve comunque giocare sul muro. È uno strumento per lei il muro. È un amico. Sì. Questa è una gran palla. Questo è un bellissimo attacco di Ionescu. Lo vediamo ancora in rallenti, un bellissimo attacco sull'angolo, sulla fascia 5 avversaria. Quindi siamo 10-8 Imoco. Il capitano al servizio dell'Imoco, però la palla va fuori. E quindi... Stesso errore del set precedente, una palla che anziché avere lo spin ruota all'indietro, la prende sotto, quindi fa un back e la palla vola e via. Si impenna. Vediamo allo spin che ci dà questa invece. Vediamo che razza di spin ci dà. Eccolo là. Però una volta messe bene le braccia è più facile da... sì. Ancora brava Brustolin a accomodare un po' una palla un po' spinta che andava sulla... Sì, però Fabio, se tu noti il centrale numero 11 del Voleiro non è andata a muro ed è rimasta sotto rete. Bastava solo un passo a destra, lei si allargava e c'aveva la palla in mano. Questo è stato un errore di comunicazione tra le due giocatrici. Tra il giocatore in posto 1 e il centrale che non ha raddoppiato il muro. E intanto 11-9. Adesso direi 12-9. Sì, 12-9. Molto brava a cambiare le direzioni in battuta. La palleggiatrice della Limoco, Crotta, molto brava. Se ti ricordi che da lì batteva spesso sulla 5 avversaria, invece adesso cerca, vedi che cambia le direttive, non so se siano di sua sponte oppure vengono dalla panchina, però intanto esegue in maniera perfetta. Esatto, ha fatto 2 su 2 in posto 1, per cui perché, questo fa male. No, perché il muro deve diventare amico per questa giocatrice. È palla un po' corta, gli moriva davanti, non aveva tante direzioni d'attacco, devo essere onesto. È diventato nemico. In questo momento è diventato un nemico. Poteva no, niente, non poteva niente. Magari fare in modo che la palla rigiocarla. No, ma si chiede un po' troppo adesso. Stiamo andando oltre. Allora 13-9 più 4, ancora Crotta al servizio, ancora continua a battere lì. E qui però Crotta, una volta battuta, è arrivata in difesa e sbaglia a difendere con un braccio, quindi 13-10. Bruno al servizio. Adesso c'è Gaia davanti, Adesso si fa i 3 turni davanti, le cose forse un po' cambiano, Vedi, quando metti bene le braccia lì la palla diventa perfetta. Questo è un attacco fuori. Peccato. Attacco fuori, sì. Bel posizionamento del muro, Fabio, e se hai notato grande posizione in difesa del giocatore numero 1 del Voleiro, che aveva il piede sulla linea e la palla gli è uscita 10 cm a destra. Quindi posizione perfetta. Perfetta, brava. Giocatrice croata, abbiamo detto. Ivezic, no? Sì. Vediamola. Ancora la palleggiatrice insiste sempre su l'opposto e la palla questa volta va a terra sul proprio campo, quindi 3 esito. Attenzione al punteggio adesso. In un attimo siamo là, Fabio. Sì. Attenzione perché momento topico del match. Ha forzato meno, ha cercato più un servizio tattico. Scivolatina. Sì. È rimasta con le gambe tese, in piedi. Sì.
torsione del busto e non una flessione, pallone che schizza via. Ma se ne è accorta subito, nel momento in cui era fuori tempo. Non ha avuto il tempo di assumere la posizione e quindi di piegarci sulle gambe. Non lo farà più. Brustolin. Out. Adesso in un momento così sbagliare adesso, quando ha fatto quell'errore, è un peccato. Vabbè. Allora, ora è Parisotto al servizio. Rallentata la palla a muro, seconda linea della giocatrice croata e poi nulla può Ionescu. E siamo in parità, ripresa la squadra avversaria, Roma riesce a riprendere la squadra di San Donato e sul punteggio di 1-14 pari batte Parisotto. Non buona ricezione di Brustolin, ne approfitta Guia, che però sbaglia un rigore. Un rigore senza portiere. Senza portiere. E quindi 15-14. Devo dire che il libero Bozza della squadra del San Donà sta ricevendo molto bene. Ho visto che ha un'ottima tecnica e molto efficace. Stavo osservando prima. Palla corta con muro invadente di Ionescu. Soprattutto ben piazzato. Sì. Molto brava è stata Ionescu, la giocatrice conegliano, che è entrata in campo verso il centro del campo proprio perché la palla era corta. Una palla corta. Ha fatto una bella guida lei. A lei si è accostata il centrale e non c'è niente da fare. C'è proprio niente da fare per l'attaccante. Vicolo cieco. Attenzione perché il palleggiatore, la Catania non sta palleggiando bene adesso. E adesso, palle basse. sì, palla out. Anche qui un altro regalo. Si continuano a fare regali, Daniele. Stiamo arrivando alla fase calda. Sì. Siamo sul caldo, fra poco arriverà il caldissimo del Vediamo match. se batte ancora lì, dove la Catania. Prima aveva battuto tra il 5 e il 6. Vediamo ancora lì. Ancora lì per allontanare l'attaccante. Però va a punto. Il centrale non è arrivato il centrale a raddoppiare. Guarda, si è mossa molto lentamente e l'attaccante ne ha approfittato. Questo è l'obiettivo del palleggiatore del... Sì. Su ricezione buona questo. Sì, su ricezione. Su ricezione buona. E devo dire che comunque Crotta sta giocando una buona pallavolo. Ancora Ionescu difende una palla non facilissima. È bravissima a rimettere in campo Borello una palla. Meriterebbe quasi il punto la formazione di San Donà. Vediamo, aveva fatto una palla, niente da fare. Vediamo il libero, ancora una palla un pochino, ancora continuano a muoversi bene in difesa grande mani fuori. E infatti tutto la panchina si alza, fa i pugni stretti anche l'allenatrice, perché è stato un bellissimo scambio, merita, specialmente quella rullata che aveva fatto la Brustolin per recuperare un pallone fuori campo. E siamo a 15-18. 18-15. Andremo al tie break secondo te, Daniele? Te lo dico fra un po'. È facile. Ecco, il capitano che tira fuori, momento sbaglia un attacco importante. 19-15. Riusciamo ad andare nel tie break a sentire? Non riusciamo a sentirlo. Vediamo. Ma possiamo. Sì, dai che andiamo a sentire Roma. Proviamo ad andare subito a sentire Roma. Andiamo, sentiamo. Però raga, avete pazienza e non fretta.
spesso abbiamo fretta di chiudere subito il corpo e facciamo uscite determinate ma senza fretta, forza. Ma c'è neanche un linguaggio Morse. No, neanche con la lingua dei segni. Sì. No, forse ho capito, non abbiate fretta, forse con però. calma. Io Non ho capito nulla. Vabbè, Vabbè, cambia poco non per noi. riusciamo a commentare purtroppo le Sì, parole no, dei no. tecnici. Commentiamo la partita noi, non tanto i time out. Andiamo avanti. Ed ecco ancora qua, dai. Enescu, vediamola. Grande, sì. Questa è una battuta in salto con la palla che ha uno spin pazzesco, veramente. Poi chiusa davanti, veramente importante. Fatta molto bene. E siamo 20-15, Fabio. Sì. Abbiamo un bel più 5 di vantaggio. Abbiamo un più 5. Vediamo se può essere una garanzia per il quinto set. Mamma che bello. È una garanzia forse la battuta di questa Non atleta è neanche riuscita a togliere, era dentro comunque. che fa un altro ace e il libero di Roma non è nemmeno riuscito a togliersi, pensava fosse fuori. Sì. Nuovo time out chiesto da Roma. Nuovo- Fabio, sì. e allora che dici? Adesso possiamo dire diretta. Adesso io dico che più 6 potrebbe essere un vantaggio abbastanza importante. Forse andiamo a tie break? Io potrei dire Che forse si non va a tie vorrei break. dirlo e non vorrei tifare per nessuna delle due formazioni, però Chiaro che non tifiamo, però è facile dirlo adesso, è un po' più facile. Ma come dicevi tu nel giovanile può succedere di tutto. Sì. Però 6 punti sono importanti. Vediamo se c'è la Ecco, noi vediamo. cattiveria e la voglia da parte del del Valentino Ricci di andare al quinto. Ricordo che l'anno scorso la finale si era conclusa 3-7-1 a favore di Roma e 2 anni fa Roma 3-2. Intanto esce, attenzione che c'è un cambio, esce il capitano ed entra col numero 18 Martinengo Sofia al posto del capitano. Vediamo, è un 2010. Ancora grazie al servizio di Ionesco c'è un errore a rete della neoentrata, se non sbaglio. Più 7, incrementa il vantaggio la squadra dell'Imoco. Ancora segna. Beh, ha fatto Sì. il set, Questa ha fatto la differenza in questo set devo e dire in questo che finale di set. il termometro la lancetta del termometro pende un po' a favore di questa giocatrice. Cosa dici, Daniele? Un po' in tutto, mi piace. Ti piace? Sì. Ti piace? No, mi è piaciuta anche come si adopera in difesa. Adesso ti è quindi non solo- piaciuta? Adesso non tanto, ma ha fatto È stata molto brava, adesso ha sbagliato la battuta, ha sbagliato il lancio, non è riuscita a correggere. Sì. Quindi andiamo, dai, 23-16. Vediamo la neoentrata Martinengo se riesce a portare un po' di vitalità e di energia in più alla sua squadra. Battuta è buona, vediamo. Niente da fare. Ancora Borello, Ancora ma pazienza. buono il lavoro dell'attaccante sul muro alto, Sì. molto scomposto, Sì. molto messo in mano le mani, però è stata brava l'attaccante e qua ci siamo, Fabio. Forse andremo al tie break, secondo me andremo al tie break, Direi di forse, non ci vuole un mago. non è detto. Vediamo Borello al servizio, muro piazzato. Ed Muro eccolo qui, piazzato. muro punto, 25-16. Andiamo al tie break e nel frattempo io ti darei il microfono, Fabio, al sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortadello. Sindaco, buongiorno, le passo il microfono.
Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, benvenuti al Palaberta. Ecco, devo dire che abbiamo sempre, noi della pallavolo, una grande accoglienza qui a Montegrotto e quindi intanto la ringraziamo noi come cronisti e portavoce della pallavolo padovana. Grazie, siamo noi che ringraziamo voi, ringraziamo la FIPAV e tutta l'organizzazione per portare non solo a Montegrotto, qui si sta giocando la finale, ma in tutti i comuni qui con Termini la pallavolo di qualità, soprattutto legata al mondo giovanile e femminile, quindi in questi 2 giorni abbiamo visto nei palazzetti tante bellissime partite. A conclusione di questo fantastico torneo abbiamo una altissima qualità sportiva oggi qui al Palaberta, che come hai detto vi accoglie e vi accoglierà sempre a braccia aperte. Grazie di tutto, bellissimo anche lo scenario del pubblico gremito, abbiamo visto che sono aumentati gli spazi e i posti a disposizione del pubblico, ma specialmente io penso che sia anche un far conoscere a tutta Italia Montegrotto, le terme, quindi che ci sia anche un indotto futuro dal punto di vista turistico. Assolutamente sì, lo sport è anche una sponda per fare conoscere le nostre terme millenarie. È dal 1000 avanti Cristo che questa zona vive grazie all'acqua salso-bromoiodica, che è anche un toccasana per gli sportivi, sia per quanto riguarda la rigenerazione o le pause dopo i campionati, e quindi le nostre strutture sono veramente a disposizione di tutti coloro che vogliono frequentarle, soprattutto in chiave terapeutica e sanitaria. Poi c'è da dire che anche per le atlete e per le loro famiglie è l'occasione di conoscere non solo Montegrotto Terme, ma anche la magnificenza del Parco Naturale dei Colli Euganei, che è un parco regionale che offre veramente percorsi enogastronomici, culturali e, perché no, vogliamo anche iniziare questa filiera sportiva partendo magari anche dalla pallavolo. Quindi sindaco, la possibilità anche di organizzare anche altri eventi sportivi, non solo di pallavolo qui a Montegrotto? Assolutamente sì, già collaboriamo con la ginnastica ritmica femminile. Per tanti anni la nazionale austriaca di sci veniva proprio a fare dei periodi di allenamento e rigenerazione in uno dei nostri alberghi, e per cui siamo aperti a tutte le attività sportive, in particolar modo quelle giovanili, che possono trovare nella nostra destinazione a Montegrotto dei palazzetti e delle tensostrutture adatte ad accogliere anche il grande pubblico. E poi abbiamo la fortuna di riuscire a fare rete con tanti comuni contermini, appunto anche per tornei di grande qualità. Il palazzetto, il Palaberta, il nostro palazzetto dello sport, che vedete negli anni ha avuto tantissimi lavori di sistemazione. Adesso abbiamo i doppi spogliatoi, prossimamente arriverà anche il riscaldamento grazie al calore delle acque termali, e quindi è un palazzetto sempre in rigenerazione e attività, che potete vedere è tematizzato col colore della nostra acqua termale, questo bellissimo blu che ci ricorda l'acqua. Molto piacevole. Sindaco, la salutiamo perché inizia il quinto set importante, decisivo. Grazie a voi, buona telecronaca, Grazie. Un saluto agli telespettatori, ciao! Grazie. Arrivederci, grazie sindaco. E adesso è il momento, Daniele, è il momento decisivo. E quindi Fabio, questa sera andiamo alle terme? E questa sera noi andremo a rilassarci dopo la telecronaca. Dopo questo grosso stress sì, andremo alle terme. Andremo a rilassarci. Pronti via, vai Fabio. Allora 0-0, si arriva a 15, quindi batte il Sandonà col suo regista. Primo attacco rallentato dal muro del Sandonà, che poi attacca con Brustolin, la palla è alzata un pochino fuori asta, si continua a giocare palla bassa per giocatori non precisi in questo momento. Ora bellissima palla per Ionescu da parte della sua palleggiatrice, quindi che va a battere 1-0 per il Valentino Ricci. Crotta al servizio, Mancina, vediamo la direzione del suo servizio, cambia spesso, adesso aiutato dalla rete, servizio che tocca, e poi però buonissimo l'attacco nonostante la difficoltà in ricezione, buonissimo attacco, bella però la palla data dalla palleggiatrice Cattani, che va al servizio.
Uno pari. Perfetto equilibrio, Daniele. Uno pari. Dai. E due belle azioni anche. Non c'è confusione, c'è ordine. Stanno giocando un po' più al centro le due squadre adesso. Non è riuscito ad arrivare in tempo Borello in difesa, sembrava ci arrivasse, era una palla che forse è stata gestita non al meglio nei tempi e nei modi. 2-1, passa in vantaggio Roma. Qui è un intervento a una mano, l'arbitro non fischia, e poi una palla in diagonale molto stretta della croata della formazione di Roma, i Vezic, e quindi 3-1 più 2. Questa palla qui sembra fuori asta. C'è una discussione da parte, no, io da qui non l'ho vista, Daniele, e non riesco a sembra che l'arbitro abbia fischiato vedere la palla che attaccata fuori cosa. dall'asta. Se forse con rallenti, vediamo in la regia se fa vedere, ma non secondo me ha ragione l'arbitro, la palla è stata attaccata fuori dall'asta. Adesso c'è un'interruzione, si devono consultare il secondo e il primo arbitro, vediamo cosa. Sì, abbiamo i due arbitri che si consultano, perché è una palla importante questa. E la decisione, attenzione, cambio decisione, e quindi adesso io danno il punto a Conegliano. C'era un attacco di Enescu, se non sbaglio. Sì, ma non ho capito, alla fine l'arbitro aveva fischiato forse un fuoriasta invece, non so, scusatemi, ma si è consultato, non era fuori asta, per cui punto Conegliano. Sì, ma va bene. Comunque 3-2. Buona ricezione, è rientrato ovviamente, mamma che brutta palla. Brutta palla del palleggiatore al centro, il centro non è riuscita a tirare la palla oltre rete, quindi siamo sul 3 pari per errore di gestione del palleggiatore, anche se la palla non era ricevuta bene. Brustolin serve out, Gaia al servizio. 4-3. Adesso ogni punto comincia a pesare. Buono Brustolin in ricezione e poi ancora sull'angolo Ionescu. Terzo punto di Enescu in questo tie break. Vedo che stai prendendo gli appunti. 4 pari. Daniele sta facendo lo scoutista. Il Boy Scout. Il Boy Scout. 4 pari. Riceve comunque bene in arretramento. Altro errore. Qui stavolta la palla probabilmente era per il centrale che non l'ha presa, sì. E quindi è un pochino la Catania un po' in confusione, sì, in questo secondo momento. Errore in palleggio, sì, un po' poca intesa con il centrale. Ballerina al servizio ancora, buona ricezione, ancora continua a insistere al centro Cattani, questa volta è andata a segno una delle più alte giocatrici del panorama italiano giovanile, Pettiti Alice, anzi la più alta, 2,04 se non sbaglio. E
tenta di difendere in caduta laterale sinistra, ma non tiene la palla, quindi Imoco di 1 in vantaggio prima di cambiare il campo. Vediamo chi cambierà il campo in vantaggio. 6-5. Sapete che c'è un cambio campo all'8. Ancora una fucilata di Ionescu che porta. Ionescu aveva fatto vincere il quarto set. Con le sue bordate, e adesso è il vantaggio massimo in questo momento di 2 punti nel quinto set per Valentino Ricci Imoco. No, non buona la palla, non buona. Cattani ha completamente sbagliato, c'è il cambio campo, non ha palleggiato bene, bassa, lontana da rete, poteva far niente Bruno. Cosa dici Daniele? In questo momento il palleggiatore sì, meriterebbe forse di cosa? Diciamo che non sta palleggiando bene, ma dall'altra parte di Imoco abbiamo già l'opposto, Enescu con 4 punti, Sì. Quindi sì, vuol dire il 50% dei punti dell'Imoco li ha portati a casa di Enescu. Sì. 2 errori del palleggiatore avversario fa 6. Sì. E così. Però dai, sai meglio di me Fabio che non è dentro adesso. Sì. Basta un Sì, piccolo d'aria cambia tutto. sì, esatto, siamo in un equilibrio così. Però 3 punti adesso sono importanti. Sì, anche perché appunto il set finirà a 15. Quindi c'è poco tempo per recuperare. E lei va a tutto braccio Ma ancora. finché batte così, qua ragazzi, Sì. secondo ace del tie break. Ace fatto con questa battuta in salto molto forte, molto precisa. Sono e d'accordissimo. entra bene in campo. Vediamo Difficile da tenere, se riusciamo a sentire, vediamo, no, andiamo avanti, ormai vedo che ci sono delle problematiche tecniche, noi discutiamo di questo set. 9-5 Daniele, ancora andrà a servire Ionescu in battuta che... Guarda Fabio, devono riuscire, secondo me Roma, ma sicuramente l'allenatore gli ha detto non tanto a mettere la palla sopra la testa del palleggiatore, ma cercare di tirarla alta in mezzo al campo. Sì. Poi il palleggiatore penserà da finire il gioco avanti o dietro, ci penserà lui. Però devono fare questo, devono pensare a tenere, a difendere questa battuta, non a ricevere la battuta. Sono d'accordo. Sono d'accordissimo Daniele. Sarà poi il palleggiatore che distribuirà il gioco, anche perché abbiamo davanti in posto 2 la croata che è in prima linea, che sicuramente può dare il suo contributo, ma bisogna prima, come dici tu, tirare su questa palla. Vediamo se dopo il time out tirerà ancora così, ma io penso proprio così. Questa volta il time out ha rotto la continuità. E un punticino importante per Roma, 6-9. Adesso vediamo se sarà altrettanto efficace l'opposto di Roma. Le l'hanno tirata su, però poi c'è un'incompressione tra palleggiatore e attaccante di seconda linea. Vediamo questa buona palla. E qui una palla in mezzo al campo, lì vicino ai 4 metri, va a terra. È 7-9. Vado io, vai tu e non va nessuno. Quindi... Adesso se fa un punto Sperandio chiama tempo. Ecco, guarda, l'ha già chiamato. Sì, ha fatto bene. Sta cercando di interrompere questo trend leggero, piccolo trend positivo da parte di Roma. Vediamo che succede, anche perché appunto il punto è nato veramente da un errore, anche poca concentrazione della difesa di Conegliano.
e comunque Fabio tie break, quindi due squadre di assoluto livello, grande equilibrio nella partita. Sai che ho visto Consuelo Turetta in panchina con Roma? Pallavolo 90. Pallavolo 90 Vicentina, la bandiera del 90 Vicentina. Ex pitcher. Esatto. Anche. Buonissima la ricezione di Borello, che poi riceve e tira dal 4. Riceve e tira, devo dire, brava in questo momento Borello, che anche lei ha fatto la sua buona partita. Adesso riceve indicazioni dalla panchina su dove battere. Cerca il libero. Ancora difende bene. Aveva difeso Ionescu. Poi c'è stata un'invasione, peccato, ma Ionescu aveva difeso. Aveva difeso molto bene. Hai visto Fabio la battuta più che sul libro, era sì sul libro, ma perché avevano i palleggiatori in 5, quindi cercava di creare un angolo d'entrata in maniera tale da mettere in difficoltà il palleggiatore. Buona la battuta. Mamma mia. Ai. Il palleggiatore ha murato il centrale perché ha voluto chiudere, non l'ha vista. E questo è un punto importantissimo, attenzione, perché adesso entra col numero, esce il capitano dell'Imoco Volley ed entra con il numero 14 Gioia Fortuna, anche lei è un 2011, un momento importante anche a livello emozionale. Buono il servizio, palla fuori, errore gravetto di Gaie dal posto 4, 12-8, incrementa Daniele 4 punti su 12. Vediamo l'aspetto psicologico della squadra di Roma, vediamo, questo è un bel test, un test di allenamento e di crescita. Ancora Gaie, vediamo ora Gaie cosa fa. Tira. Un bel mani fuori, un mani dentro, dai. Purtroppo non era una palla difficilissima, questa da difendere da parte di Gioia Fortuna. Anche lei infatti era barricata, esce fuori ed entra il libero che va a rimpiazzare il centrale come sempre. Libero Bozza Gaia, presente in finale anche lo scorso anno e che gioca nella formazione di B1 dell'Imoco. Servizio abbastanza facile. Brustolin tira una palla spinta, il muro un po' fermo, mi sembrava. Mi sembra che il Roma abbia spento un po' la luce. Dalle facce un po', guarda i visi, mi pare che siano un po' smarriti. Vediamo adesso 13, 2 punti per la vittoria dopo tanto tempo, tante edizioni, finalmente di nuovo l'Imoco. Attenzione, palla per il 14 e infatti va a segno, palla match, abbiamo ben 5 palle match. Bruzzolin è venuta fuori nel momento caldo, Gli ultimi 2 punti suoi e sono i primi 2 punti suoi del tie break. Sì. Palla match per Nicole Crotta al servizio. Grande difesa del libero Bozza, attenzione Ionescu e tira e vincono la 13ª edizione del Campesà. Vedete la gioia di questa grande partita, di questa
meritata vittoria in recupero sull'1-2 al 3-2, quindi dopo 2 anni di egemonia Roma viene spezzata da questa vittoria dell'Imoco Valentino Ricci, quindi complimenti alle ragazze di Sperandio, complimenti comunque anche alle ragazze di Roma, un bellissimo spettacolo. Amici sportivi, prima di lasciarvi abbiamo un nuovo ospite e poi lasceremo la cronaca con queste immagini di grande gioia. Allora adesso Fabio un attimo, abbiamo prima di chiudere il collegamento, abbiamo il vice sindaco e assessore dello sport Pozzo Francesco che è qui con noi. A te Francesco il microfono, vai Fabio. Sì. Assessore, buonasera, grazie di essere qui ai microfoni nostri. Insomma, un grande spettacolo, anche questa 13ª edizione, non si sbaglia mai, ci si diverte sempre. Direi uno spettacolo straordinario, sia questa sera in questa finale tiratissima, giocata ai 5 set con un livello di pallavolo straordinario, ma devo dire tutta la 2 giorni è stata straordinaria qui in queste partite che abbiamo visto tra Abano, Montegrotto e le varie palestre del territorio, segno che il Campesan è veramente un torneo di eccellenza assoluta nel panorama nazionale italiano. Quindi prepariamo da domani la 14ª edizione, Assessore? Assolutamente sì, in questo torneo si lavora benissimo, si vede la miglior pallavolo giovanile e femminile e quindi tutte le condizioni per una 14ª edizione che sarà un altrettanto successo. Quanto impegno ci vuole, Assessore, per organizzare una kermesse di questo livello? Per organizzare una kermesse di questo livello ci vuole tanto impegno, un impegno che dura un anno, ma ci vogliono partner straordinari come la FIPAV, il Comitato Territoriale di Padova, che ringraziamo, tutti i volontari impegnati nei campi e nelle varie palestre e anche le associazioni sportive locali che si impegnano in questi 2 giorni per offrire il meglio per la pallavolo italiana. Assessore, grazie, è stato gentilissimo. Grazie a voi. Allora, amici sportivi e amanti della pallavolo giovanile, un saluto da Fabio Balsano e Daniele Rampazzo, e adesso ci congediamo da voi e assistiamo alle premiazioni. Arrivederci a tutti. All'anno prossimo. All'anno prossimo. Due, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, abbiamo iniziato questo torneo bene, diciamo, poi c'è stato un calo però comunque siamo state brave a rialzarci, invece questa finale sembrava tanto difficile, invece alla fine con la squadra, con lo spirito siamo riusciti a portarcela a casa. Abbiamo giocato bene. Devo dire io? Cosa vuol dire? Qualcosa. È stata una bellissima partita, ce la siamo sudata tanto, è stato quasi inaspettato, ma abbiamo dato il 100% su tutti i palloni, siamo riusciti a portarla a casa. E abbiamo vinto! Grazie a tutti, un bacio! Questo è quello che passa al governo.
Adesso arriva qualcun altro. Però io non ho voce, Tieni bene il microfono. Ok. Sì, sì, mi immagino, ma devo parlare io? Sì, vai giù Ah, a ok. braccio. Capodanno, stagione. Solito. Senti, abbiamo dato l'MP, a chi lo dobbiamo dare? Sì, mi tieni questo. Abbiamo con noi la allenatrice Lisa Sperandio che bisogna dire ha fatto un grande exploit, finalmente abbiamo spezzato l'egemonia di 2 anni di Roma. Tu hai sempre partecipato a queste finali, questa volta è andata. Vuoi dire in 2 parole così questo recupero dall'1-2 al 3-2? In realtà hanno vinto l'anno scorso, gli altri 2 anni avevamo vinto noi, ne avevamo fatte 2 consecutive. Vabbè, puntualizzo, ma perché ci teniamo molto a questo torneo e secondo me il discorso è che oggi, come ti dicevo prima, noi ci abbiamo sempre creduto ad una crescita nostra esponenziale, quindi messe davanti a dove vogliamo arrivare, come vogliamo giocare la nostra pallavolo, la finale si viene qui per cercare di vincerla, non è che si vuole solo giocare una finale. Non eravamo assolutissimamente dome e avevamo fame, quindi sapevamo che era una complicata come partita, non solo perché è una finale ma perché di là c'è una corazzata che ci avrebbe messo in difficoltà, ma anche noi abbiamo le nostre caratteristiche che possono far male a chiunque. Sì, ma volevamo qua, vediamo le ragazze che passano felici. Che corde hai toccato sull'1-2 a sfavore all'inizio del quarto set? Diciamo che è un gruppo molto umorale, ma umorale nel senso che ha tanto di umano da dare e questo umano basta toccare le corde giuste, nel senso che una smossa ogni tanto a queste ragazze ci vuole e quella smossa fa sì che anche gli animi più tranquilli e quant'altro tirino fuori qualcosa. Poi o la va o la spacca, ci sono le volte che la spacca, le volte che invece va e piano piano tornano le nostre certezze. Brava, senti, mi avevi detto prima della partita, ti faccio quest'ultima domanda, avevi detto noi dobbiamo fare una pallavolo abbastanza veloce per superare le difficoltà fisiche di questa squadra qui che era molto fisica. Ci siamo riusciti? Sì, ci siamo riusciti con quella che il gioco veloce deve essere logicamente favorito da un primo tocco che lo permette, quindi ci siamo messi lì, abbiamo lavorato con quella anche che bisognava soffrire sui primi tocchi ogni tanto e secondo me ognuna di noi si è portata veramente tanto in là oggi e ha capito fin dove può arrivare, quante situazioni può gestire. Detto ciò, anche loro era un gioco veloce dentro il sistema, ci abbiamo messo un bel po' prima di sistemare delle cose, ma questa è una finale, una cosa per volta. Penso che Ionescu, come Ionescu di nome fa Raissa, sia stata sicuramente una delle più importanti pedine per questa vittoria, sei d'accordo? Certo, Raissa per noi è importantissima. Dico che questa squadra ha capito che c'è chi finalizza certi tipi di punti ma che poi tutte devono correre e quindi siamo riusciti a stare in ballo perché tutte hanno corso con quella che c'è un attaccante più di peso degli altri e quell'attaccante mette, grazie anche alle altre, la sua qualità a disposizione. Allora complimenti ancora Per noi è sempre un'esperienza fondamentale a questo punto della stagione. Grazie Sperandio.
Abbiamo qui Patrick Meneo, allenatore di Roma, l'anno scorso è uscito vincitore, quest'anno no, però ci fa sempre divertire ogni volta che prima della partita ci parla sempre col sorriso. Vuoi commentare questa partita, come ti è sembrata? Allora, prima ti ho detto se vi siete divertiti, perché io mi sono divertito, nonostante il risultato ho visto una bella gara, belle cose, bella pallavolo, per essere una pallavolo giovanile ho visto insomma un gran bel livello, e per noi che lavoriamo per l'alto livello, cioè queste ragazze dobbiamo farle arrivare ad altissimo livello, giocare queste gare in questo contesto bellissimo e a questo livello è fantastico, cioè è una goduria per noi, ed è quello per cui tutte le settimane facciamo un sacco di sacrifici. Guarda, c'è stato un momento nel quinto set che ho visto le tue ragazze che erano un po' preoccupate, vedevo un po' come se si fosse spenta un po' la luce, vedevo che tu cercavi di richiamarle, ma che è successo? Guarda, allora, giustamente dopo un po' arriva un po' di stanchezza, quando stai un pochino qualche punto sotto magari nella testa non entrano le soluzioni e giustamente poi è ancora più pesante. È un percorso, siamo a metà stagione, secondo me fa parte del percorso di crescita capire i momenti del set e anche come uscire dai momenti di difficoltà, cioè quello è quello per cui lavoriamo spesso, quindi io penso che servirà di lezione, spesso chi perde impara qualcosa e penso che noi abbiamo imparato qualcosa. Il time out con servizio dell'Ionescu, c'è stato un momento che lei tirava e non si riceveva, cioè nel time out noi non siamo riusciti a capire cosa hai detto, cosa dicevi, cerchiamo di tirare sulla palla senza indirizzarla al pareggiatore. No, allora lei tirava anche dopo il time out, è brava anche dopo aver bloccato il gioco, lei è una che tira, quindi ho detto proviamo un po' a spezzargli sto ritmo che ha trovato, però non ci siamo riusciti. Vabbè dai, complimenti, si punta allo scudetto comunque. Vabbè, come ogni anno. Grazie Patrick, grazie. Grazie mille. Il giro per l'Italia. Bene, grazie ovviamente ai genitori, grazie ragazzi, grazie al Leo Macchina di questo torneo, e quindi passo la parola al presidente del comitato territoriale di Padova, Cinzia Cusina. Buonasera a tutti, siamo giunti all'atto finale, quindi alla premiazione di questa 13ª edizione della Memoria Campesana. Io voglio subito fare un grande ringraziamento a tutte le squadre, ma soprattutto voi atleti così giovanissimi che ci avete regalato 2 giorni di pallavolo femminile incredibile qui nelle nostre terre, nelle terre termali di Trapani, Montegrotto e tutti i paesi che avete visitato. Quindi fatevi un applauso perché veramente ci avete fatto emozionare dalla prima gara di ieri mattina alla finalissima di oggi. Il Memoria Campesana nasce per ricordare 2 nostri amici che sono Gianni e Doriana. Soprattutto Gianni è stato un dirigente che ha assunto ruoli importanti come presidente territoriale di Padova, ma soprattutto era innamorato della pallavolo assieme alla sua consorte. Quindi è da 13 anni che li ricordiamo nel miglior modo possibile, cioè portando qui a Padova i migliori club under 16 italiani, e anche quest'anno credo che ci siamo riusciti. Naturalmente il grande lavoro del Comitato Territoriale di Padova per preparare le varie edizioni del torneo Campesana è infinito, nel senso che noi come terminiamo l'edizione la prepariamo subito a quella a seguire, ma tutto questo è frutto di una grande sinergia tra le nostre amministrazioni comunali, che ringrazio. Noi siamo patrocinati dalla provincia di Padova, ovviamente a supporto anche per questo bellissimo palazzetto che è il Palaverta, la città di Montegrotto, la città di Abano Terme, il comune dei
la città di Salvazzano Dentro, il comune di Torreglia, il comune di Conselve, il comune di Carrara, comune di Battaglia Terme e comune di Carrara. Senza di loro non avremmo avuto vi hanno accolto impianti di alto livello che rendono grande anche il Memorial Campesano. Per questo io ringrazio. Naturalmente in ogni palestra c'erano le nostre società territoriali, società che avevano come obiettivo quello di farvi vivere una bellissima esperienza, darvi tutto il supporto possibile, ma soprattutto una grande accoglienza. Quindi ringrazio Libertas Torreglia, Medo Volley, PGS Carrarese, Polisportiva Montegrotto, Pool Batavium, Thermal Volley, Usma Padova, Azzurra 2 Carrare, Virtus Abano, Volley Perlumia e Polisportiva Canossa. Senza di loro il Campesano non sarebbe neanche iniziato. Direi che a questo punto allora andiamo, siamo veloci perché so che qualcuno giustamente ha tanta strada da fare per ritornare nei propri comuni, nelle proprie abitazioni, quindi lascio la parola a te. Quindi direi di fare un applauso alle squadre dalla 24esima alla 17esima che abbiamo già premiato questa mattina, quindi alla 24esima la SSI Bolzen Volley Sparcasse, la 23esima Certosa Volley, la 22esima VTB SC Servizi Bologna, la 21esima Volley Academy Manu Benelli, la 20esima Volley Salese Padova, la 19esima Volley Club Padova, la 18esima Igor Volley Novara, la 17esima Azimut Giorgione Pallavolo. Cominciamo a premiare quindi le squadre presenti qui al Palaberta, per cui andiamo chiamando il sindaco di Caratura Serenella Negrisolo, che non c'è. È arrivata, sì, assolutamente, ben trovata, e gli lascio anche la parola per ringraziamento. Io sì, sì. Come assessore a dire due parole. Beh, intanto grazie mille per l'opportunità, siamo stati contenti come Caratura di aver prestato gli impianti a queste atlete, perché siete effettivamente atlete. Dico solo una piccola cosa. Oggi, come ieri, siete stati un esempio per tutte le ragazze più piccole di voi che vi guardavano. Oggi alla finale ho visto delle ragazze sugli spalti che non vedevano l'ora di avvicinarsi e provare a riprendere la palla e dire "Oh, l'anno prossimo, fra 2 anni, ci sono io". Erano contentissime. Quindi ragazze, continuate così, con questa grinta e con questa forza, e complimenti ancora. Grazie all'assessore. E quindi la 16esima classificata Fusion Team Volley. Ancora un applauso per il Fusion Volley Team. La foto di rito con chiamo adesso l'assessore allo sport del comune di Conserve, Luca Bisacco. Ben trovato, benvenuto, prego. Grazie mille. Buonasera a tutti, sarò rapidissimo, è stato un piacere ospitarvi anche quest'anno a Conselve e complimenti a tutte le atlete. Grazie assessore, questo lo recupero io. E quindi la 15esima classificata Arena Volley Team.
Complimenti ancora all'Arena Volley Team. Invito adesso l'assessore allo sport del comune di Due Carrare, Andrea Rosina, appena trovato l'assessore. Grazie, un ringraziamento anche da parte dell'amministrazione comunale di Due Carrare, alle nostre due società sportive che hanno ospitato queste partite. È il 12° anno della mia presenza qui e il tasso tecnico è sempre più alto. Un'altissima concentrazione, un spettacolo fantastico. Dicevo a Cinzia che è stato un modo, potrebbe essere anche un modo, vista lo schieramento dei politici, per dare il ricambio generazionale, perché sono arrivate delle meteore non indifferenti. Ragazze bravissime, grazie e ancora auguri e complimenti alla squadra che ha vinto. E dunque l'assessore Andrea Rosina premia la 14ª classificata Team Volley Busnago. Non guardi neanche la partita? Si è perso la partita? Una volta, perché è giocata a 6. In casa stasera sono in taverna a vedermi la prima puntata della terza serie di Uomini. Invitiamo adesso il sindaco di Torreglia, Marco Rigatto. Ben trovato, signor sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Allora, buonasera ragazze, io voglio ringraziare ancora tutta l'organizzazione per aver coinvolto il comune di Torreglia e spero siete stati ospiti graditi nel nostro territorio, questo connubio tra terme e colli che sia stato da voi apprezzato, ragazze. Complimenti a voi, ringrazio la Libertas di Torreglia per la disponibilità nella gestione sempre dell'impianto, ringrazio il comitato per tutta la grande organizzazione che fa. Ci vediamo al prossimo anno, vi attendiamo con piacere. Grazie signor sindaco, che premierà la 13ª classificata Moma Anderlini. Invito adesso l'assessore del comune di Selvazzano Dentro, Andrea Chiodi. Ben trovato assessore. Grazie. Buonasera a tutte. Ragazze, grande spettacolo, grazie per lo spettacolo non solo di questa sera ma di questi 2 giorni di cui tutto il territorio ha potuto godere. Grazie alle società di Selvazzano, USMA e Medovolley che hanno supportato. Grazie agli arbitri che sono comunque l'elemento fondamentale del gioco e grazie della correttezza che avete dimostrato durante le partite. Ci vediamo l'anno prossimo, grazie ancora per lo spettacolo. Grazie all'assessore che premierà la 12ª classificata Savino del Bene Scandicci.
Bene, adesso Cinzia ti ripasso la parola perché è arrivato il momento di, giustamente, ricordare anche quelle persone che normalmente Certo. no, Allora, da qua... a non tutti piacciono, però sono indispensabili per il nostro sport. Allora, da 4 anni in parallelo al torneo Campesanna viene svolto anche un corso incentivante per giovani arbitri. Quindi, parallelamente alle gare, i nostri arbitri gli arbitri che vi hanno diretto le gare si sono formati e anche loro sono importanti per il futuro della pallavolo italiana. Quindi vorrei tutti gli ufficiali di gara che hanno partecipato a questo corso incentivante della 13ª edizione del Memorial Campesan, li ringraziamo, li vogliamo qua. Se c'è anche Dennis Serafin, vieni. Ringraziamo ovviamente tutti i docenti e tutti i tutor che hanno accompagnato questi ragazzi, e quindi qui al Campesan, oltre che le future atlete a cui auguriamo di partecipare a tornei e ad avere ruoli sempre più importanti, anche a voi auguriamo una lunga carriera come ufficiali di gara italiani. Grazie ragazzi e buon rientro, perché loro arrivano da tutta Italia e sono qui alla 13ª edizione di questo bellissimo trofeo Memoria Campesanna. Andiamo avanti. E allora passiamo la parola a Giulia Bedin, assessore allo sport di Battaglia Terme, insieme al consigliere Daniel Sanavio. Bentrovati. Ciao a tutte. Bravissime, io non ho parole per descrivere quello che ho visto questa sera. Questo è il nostro secondo anno come amministrazione, non ho nient'altro da dire che potenza, ragazze, brave, davvero brave a tutte, siete eccezionali, bravissime. Bene, passiamo alla premiazione. Io ritiro questo così avete le mani libere. L'11ª classificata Cuori di Mamma Cutrofiano. Rimanete lì che i nostri premiatori che premieranno anche la 10ª classificata. Un applauso alla Chorus Volley Bergamo. Complimenti ancora alla Chorus Volley Bergamo. Invito nuovamente il sindaco di Torreglia per premiare la 9ª classificata. Un applauso all'US Torri.
Bene, invitiamo adesso il consigliere comunale di Abano Terme Federico Donnola che premierà l'8ª classificata, la Volley Academy Piacenza. Complimenti ancora al Volley Academy Piacenza. Allora, giustamente vorrei ringraziare, l'ho già detto prima, ma rifatemi per cortesia un applauso alle società del Comitato Territoriale di Padova che sono state a supporto di questa organizzazione, quindi facciamo una foto anche voi, ma le voglio ricordare ancora: Liberto Arzoresia, Medo Volley, Cararesi Ugania, Polisportiva Montegrotto, Pulpattavium, Termal Volley, USMA, Azzurra 2 Carrare, Virtus Abano, Volley Pernumia e Polisportiva Canossa Conselve. Facciamoci una foto e grazie! Grazie ancora a tutte le società che hanno collaborato anche quest'anno per questa 13ª edizione del Memorial Campesano. Passiamo adesso ad invitare la consigliera della Regione Veneto, Giorgia Bedin. Ben trovata. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito a Cinzia e al Comitato. Complimenti innanzitutto a voi e alle società che abbiamo appena salutato che hanno collaborato nell'organizzazione, perché se ho capito bene da domani siete già al lavoro. Quindi questa sera magari una mezza festa e poi da domani di nuovo al lavoro. Però il lavoro importante è quello che fate, perché date la possibilità a queste giovani di confrontarsi, di fare sport e insomma di mettersi alla prova, no? Perché un po' è una metafora della vita la partita, no? C'è chi vince, c'è chi perde, però ogni volta bisogna ricominciare. Anche chi ha vinto deve sapere fare qualcosa di più e chi ha purtroppo perso deve imparare dagli errori e migliorarsi sicuramente per il domani. Complimenti a voi ragazze, ci avete tenuto incollati insomma a questo campo a guardarvi giocare questa partita punto su punto con passione e determinazione e soprattutto con grande fair play. Davvero brave, complimenti, vi auguro il meglio nella vita. Ma complimenti anche alle famiglie che li hanno accompagnati, insomma, perché tutta Italia insomma è qui questa sera e ci fa molto piacere ospitarli qui nella provincia di Padova a Montegrotto e speriamo insomma questa sia un'occasione per venire qui, ma non l'unica per tornarci, quindi vi aspettiamo ancora qui da noi a scoprire i nostri territori che sono davvero meravigliosi. Brave ragazze, in bocca al lupo per tutto e grazie a tutti. Grazie alla consigliere regionale Giorgia Bedin che premierà adesso la 7ª classificata Club 76 Pleiasti.
Complimenti ancora al Club 76 Playasti. Passiamo alla premiazione della sesta classificata Chioms Fiume Volley. Complimenti ancora al Chioms Fiume Volley. Invito adesso per la prossima premiazione l'assessore allo sport della città di Montegrotto Terme, Pierluigi Sponton. Ben trovato. Grazie a tutti, grazie per la vostra presenza qui al Palaberta. Spero che il palazzetto dello sport sia stato il vostro gradimento, perché abbiamo fatto tanti lavori e abbiamo fatto anche tanti sacrifici di bilancio per poterlo sistemare nel modo più idoneo e più corretto proprio per queste manifestazioni. Che dire, ringrazio il Comitato Territoriale di Padova per la bellissima manifestazione, giunta alla 13ª edizione. Per me è l'ottavo anno, se dobbiamo saltare il 2020, è l'ottavo anno di questa manifestazione. Devo dire che l'ho vista crescere a livelli esponenziali, con dei livelli tecnici sempre più alti. Grazie a voi ragazze per il bellissimo spettacolo che ci avete offerto, e volevo ringraziare i tantissimi volontari senza i quali queste manifestazioni non potrebbero neppure esistere, che sono la spina dorsale di questi eventi, e soprattutto volevo salutare e ringraziare la nostra polisportiva Montegrotto di volley per la collaborazione fattiva anche in questa occasione. Grazie ancora e alla prossima edizione. E dunque l'assessore premia la quinta classificata Volley Friends Roma. Invito adesso il vice sindaco e assessore allo sport della città di Abano Terme, Francesco Pozza, per la prossima premiazione. Buonasera a tutti, grazie, un saluto anche da parte dell'intera città di Abano Terme per questa 2 giorni di grande pallavolo che abbiamo visto in tutte le palestre, in tutti i palazzetti. Faccio un augurio particolare alle ragazze che in questi 2 giorni sono state qui nel nostro territorio, che il Campesan possa rappresentare un momento di crescita per tutte quante voi, sia personale soprattutto, sia sportivo. Oggi e ieri abbiamo visto della grande pallavolo, quindi questa potrà essere sicuramente una tappa di crescita sia in questa stagione che nel vostro futuro sportivo. Quindi buon cammino a tutte le ragazze, un grazie alla FIPA, al Comitato Territoriale di Padova, alle società sportive, a tutti i volontari, e ci rivedremo sicuramente nella 14ª edizione del Campesan. Grazie. Grazie ancora, e adesso premiamo la quarta classificata Vero Volley Unica.
Invito adesso il sindaco della città di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello. Ben trovato, signor sindaco. Grazie, sarò brevissimo, semplicemente per unirmi ai ringraziamenti innanzitutto all'organizzazione che ha permesso a queste atlete, a cui faccio i complimenti, di poter essere qui a Montegrotto, in tutti i comuni che hanno ospitato le partite. Grazie a voi, grazie per il profumo sportivo che ci avete fatto vivere in questi giorni e grazie anche alle vostre famiglie che vi hanno accompagnato. Un applauso a voi e solitamente dico che la città di Montegrotto Terme è una città che ha le porte sempre aperte, per cui se non è per motivi sportivi sappiate che le nostre terme vi aspettano per una settimana o più di vacanza, sarete sempre benvenuti. Grazie e viva la pallavolo. Grazie al signor sindaco, prendo il microfono e che premierà la terza classificata, quindi andiamo sul podio con la BTM in volley dall'Osto Trasporti. Invitiamo adesso il presidente del comitato regionale FIPAV Veneto, Michele De Conti. Ben trovato. Buonasera a tutte ragazze. Due cose al volo, grazie all'amministrazione qui della zona termale, grazie alle società che hanno collaborato, ma probabilmente voi entrerete nella storia di questo Campesan perché penso, non lo so, che sarà l'ultima edizione Under 16, perciò sicuramente voi entrerete nella storia. E poi, come ho detto anche in conferenza stampa, questa è la vera Coppa Italia Under 16 che si gioca in Italia, perciò complimenti a tutti voi. Grazie al presidente De Conti, prendo il microfono. Mi ruba il microfono. Passiamo alla seconda classificata che si merita un grandissimo applauso per la partita. Quasi 2 ore e mezza di gioco. Complimenti ragazze, complimenti ancora, siete tornate in finale anche quest'anno, vi meritate l'applauso di tutto il Palaberta. Vollero Casal dei Pazzi, la seconda classificata di questo 13° Memorial Campesan. Complimenti ancora a Vollero Casal dei Pazzi per questa 13° Memorial Campesan. E mentre la presidente del comitato provinciale fa la foto con il presidente del comitato regionale, invito il consigliere nazionale della Federazione Italiana Pallavolo Stefano Bianchini, ricordando ovviamente che qui oggi in rappresentanza di tutto il Consiglio nazionale e in rappresentanza anche del Presidente che è stato nostro ospite nella conferenza stampa di apertura, Giuseppe Manfredi, che ha dichiarato appunto il suo sostegno totale a questo torneo che rappresenta l'eccellenza Under 16 femminile in Italia. Buonasera a tutti, ha detto tutto lui, quindi in pratica io... Era per fare corto Buonasera a tutti invece, grazie.
i ringraziamenti comuni, organizzatori, società li hanno fatti tutti quanti, io non voglio replicare perché è normale che sia così, so che c'è gente che deve fare 5-6 ore di viaggio, quindi sarò velocissimo, porti i saluti di Manfredi, di Città e Sala che sono i 2 vicepresidenti, tutto il Consiglio, dico solo che siamo lo sport più bello del mondo, complimenti a tutti voi. Grazie Stefano. Prendo il microfono. Allora, una piccola comunicazione prima di passare alla premiazione, che diversamente dal solito, ma perché ci sarà qualcosa in più nella premiazione dell'MVP, premiamo prima la prima classificata e dopo l'MVP, quindi non scappate. Dunque, prima classificata, un grande applauso per la Valentino Ricci Imoco Volley. E allora direi di fare ancora un grandissimo applauso per la Valentino Ricci Imoco Volley. Ragazzi e ragazze, rimanete lì che fatto un'altra foto insieme anche alla Presidente del Comitato Territoriale di Padova. Bene. Allora ragazze, state pure tutti in piedi adesso, state libero, non muovete. Allora invito l'ex presidente del Comitato Territoriale di Padova, Stefano Camporese, ideatore 13 anni fa del Memorial Gianni e Doriana Campesan. Ben trovato. Ciao a tutti, a nome di tutti gli organizzatori speriamo di essere stati all'altezza anche quest'anno, perché questo torneo, questo Memorial, non è più un Memorial del Comitato di Padova, è un vostro laboratorio, un laboratorio dei vostri allenatori, dei vostri dirigenti, dei nostri arbitri, dove voi vi mettete alla prova. Noi siamo qui, speriamo anche negli anni successivi di alzare l'asticella ogni anno, perché sapete ogni tanto ci chiedono di fare una cosa e l'altra e allora noi ci proveremo, però se siete stati contenti lo siamo anche noi. Ragazze, avete dato di tutto e di più, continuate a giocare in una maniera entusiasmante, giocate insieme, avete capito cos'è la pallavolo, 1, 2, 3, non è matematica, faccio qualcosa per l'altro. Io auguro a voi che questo sistema diventi anche il vostro sistema dopo, perché sapete, si giocherà, ma a una certa età non si giocherà più. Se però questo modo di fare lo porterete anche nelle vostre professioni, perché diventerete ingegneri, diventerete finanzieri, diventerete avvocati, diventerete quello che vorrete. Qualcuna arriverà anche in nazionale, sicuramente. Qualcuna vincerà le Olimpiadi o il Mondiale, ma gli altri vinceranno anche in tante altre cose, per cui ricordatevi di non dimenticarvi il come si gioca a pallavolo, che è un come si vive la vita. Sapete che questo torneo è rivolto, è dedicato a delle persone, è dedicato a Gianni e Doriana, 2 grandissimi nostri amici che hanno fatto della loro donarsi agli altri, soprattutto i ragazzi che giocavano, le ragazze che giocavano a pallavolo, loro non avevano figli, la loro ragione di vita. Si sono dedicati sempre a loro
e purtroppo 12 anni fa, 13 anni fa, 15 anni fa ci hanno lasciato e abbiamo pensato di dedicare a loro una bella manifestazione che non avremmo mai avuto nell'idea che fosse diventata di questo livello, però ci hanno detto che si alzerà ancora e allora noi ci saremo. Assieme a loro però sapete che l'MVP lo dedichiamo a un'altra persona e allora chiamo qui la mia amica Giorgia e il mio amico Diego con la sorella di Sara Turetta che il primo anno hanno fatto 2 lacrimucce, il secondo anno ne hanno fatta una, oggi è una festa, perché il Campesan è una festa. Abbiamo lavorato tanto, non siamo masochisti, ma ci dispiace che sia finita, perché sono stati 2 giorni intensi, per noi sono stati 8 mesi intensi, per quello vi speriamo di avervi, che le vostre aspettative siano state confermate. Adesso, prima di premiare l'MVP, siccome l'anno scorso ci siamo accorti all'ultimo momento che c'era una persona, quest'anno invece verrà ufficialmente a darci una mano, ma vorremmo anche rilasciargli un riconoscimento a questa persona, che è stato il primo capitano di una nazionale che ha vinto un mondiale. Allora, questa persona riceverà il premio, ragazze, da una vostra collega, da una persona che ha giocato a pallavolo, che a un certo punto non ha più giocato a pallavolo, che è diventato un avvocato affermato, però è rimasta nella pallavolo, perché questo deve rimanere. Chi ha giocato a pallavolo non deve uscire dalla polo, deve ridare quello che ha ricevuto. È stata per anni giudice sportivo del Veneto, ora è un giudice nazionale, per cui ci dà una mano Daniela Goldin a premiare Manuela Leggeri. Allora, dobbiamo tirare le orecchie al presidente regionale, ma si vede che aveva poche cartucce. Il direttore tecnico della Nazionale Giovanili, Marco Mencarelli, ci ha ordinato che l'anno prossimo ci rivedremo ancora, ragazze, perché il torneo sarà Under 17. Per cui dov'è il sindaco e l'assessore di Montegrotto? Guardate che qua partono cannonate l'anno prossimo, per cui mi raccomando, Bene, caro speaker, e dunque passiamo alla premiazione dell'MVP di questa 13ª edizione del Memorial Gianni e Doriana Campesan. Io direi di fare un grandissimo applauso per la numero 11 della Imoco Volley, Reisa Enescu. E dunque, volevo solo dire buon rientro, rientrate con cura e con calma. Assolutamente, quindi ripetendo ancora una volta al Presidente le parole del Presidente Stefano Camporese, buon rientro a casa, buone fine di campionati, buone finali nazionali.
nazionali a chi si qualificherà. Ovviamente questo è stato solo un assaggio e ci vediamo per il 14° Memorial Campesan, che sarà il primo Memorial Campesan Under 17. E dunque buona serata e buon rientro a casa a tutti. Allora, ti chiami Raja? Raisa? Raisa. Allora, ti fanno le linguacce, le tue compagne. Cosa hai pensato adesso che sei stata la miglior giocatrice del torneo? Allora, è stata una bella partita. Loro erano forti. Noi abbiamo dato tutto e alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria. Per me questo MVP ce lo meritiamo tutte perché siamo stati molto bravi all'inizio del torneo e... Secondo te qual è stata la cosa che ti ha fatto giocare meglio oggi, il fondamentale dove sei riuscita meglio? Secondo me la battuta e l'attacco, perché sono i miei punti forti. Senti, un'ultima cosa, a chi dedichi questa vittoria e questo premio? Intanto ai miei compagni e al mio staff e poi ai miei genitori e la mia... Grazie Raja, complimenti. Venite qua tutte. Facciamo un saluto. Tutte qua. Allora facciamo un grosso saluto alla televisione. Cosa diciamo? Un bacio Aura! Ciao a tutte, complimenti!